Siete pronti? Si parte e allora partiamo subito, mercoledì 19 febbraio 2025 con due ospiti incredibili, specialmente Suora Albarosa. Buongiorno Suora Albarosa, che piacere rivederla, buongiorno, Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti quelli che ci stanno guardando. Mirella. Grazie Suora Albarosa. Da dove è collegata Suora Albarosa? Io sono collegata dallo studio dove lavoro, che è ma dove? A Vicenza. A Vicenza, è collegata sì, da sì, Vicenza. sì. Grazie Suora Albarosa. Allora salutiamo anche l'avvocato D'Angelo, liberi subito. Buongiorno. Perché liberi subito? Perché oggi parleremo anche del fine vita, di tante storie che si sentono, bisogna stare anche molto attenti perché ci sono le votazioni quest'anno, tutto pur di prendere voti, esatto. Va bene qualsiasi cosa, cavalcare il cavallo vincente che è il voto del popolo. Allora, Suora Albarosa, cosa mi dice lei che si occupa di santi? Noi siamo tutti santi ormai, solo per la pazienza che portiamo, Suora Albarosa, per questo popolo meraviglioso che è il popolo italiano, che io dico sempre, da nord a sud, da est a ovest, questo popolo creativo che dal niente riesce a trovare delle cose e fare delle cose meravigliose che tutti ci invidiano poi perché sanno copiare, ma la creatività ce l'abbiamo noi nel DNA. Questo paese che è il più grande, ha il più grande patrimonio UNESCO al mondo, pensate cosa abbiamo, eppure non riusciamo a volare. Non riusciamo a volare perché? Perché a mio avviso abbiamo anche tante persone incompetenti dove siedono su poltrone importanti, perché la gente non sa veramente bene come funziona tutto il meccanismo, perché non c'è la trasparenza che dovrebbe esserci anche in politica di quello che fanno, perché dove vanno i nostri soldi, e noi siamo nella confusione totale. Io dico sempre che siamo come su una barca, che ci alterniamo così, un colpo andiamo da una parte, un colpo andiamo dall'altra, perché non sappiamo più dove aggrapparci, cosa fare. Suora Albarosa, è possibile vivere questo tormento? Io ho un banco solidale come tanti, che ringrazio, tutto il mondo del volontariato, oggi è aperto, e vedo delle situazioni incredibili. Soprattutto quello che mi spaventa sono i ragazzi, i bambini, che vivono queste situazioni di marginalità, ecco, di liti in famiglia perché non ci sono soldi, la scuola è importante ma costa, fare sport costa, e vedo i bambini molto depressi. Poi farò vedere anche il servizio che abbiamo fatto ieri, specialmente quelli più piccolini, e quelli un po' più avanti qualcuno va anche fuori di testa, perché come fai a 14-15 anni a vedere i tuoi amici che hanno di tutto e di più, se non ti hanno insegnato un percorso lineare, un percorso pulito, un percorso bello di valori. Ecco, io vorrei capire cosa sono i valori che dovrebbero trasmettere una famiglia, i genitori, la scuola, ma anche la società. Suora Albarosa. Mamma mia, è una domanda molto difficile questa, impegnativa. Prima cosa, i genitori sono educatori per nascita, diciamo, cioè già come diventano genitori, avrebbero l'obbligo morale di essere i primi educatori, hanno in mano il germe della società di domani, e a loro è affidato, in particolare alla mamma di solito, ma intanto il concetto fondamentale di bene e di male, cioè proprio una linea che la chiamiamo una linea morale di bene e di male, cioè quello che è bene e quello che è male. Poi la gratuità, a me viene in questo momento, cioè il fatto il valore delle cose che abbiamo. Adesso non è, purtroppo siamo invasi dai media che ci danno, che ci presentano, e che è tutta una manipolazione che ha scopo commerciale, ovviamente, per mettere diciamo, la macchina della produzione, ma il bambino si sente trascinato da questa onda, diciamo, per cui vuole quello che vogliono gli altri, vuole le cose firmate, vedo nella scuola
mentre il bambino, l'età del bambino è quella dello stupore, della bellezza, della gioia. Ecco, i genitori dovrebbero trovare la strada per non negare al bambino di vivere questa stagione dello stupore, della sorpresa, della conquista, la conquista della conoscenza, la conquista dell'amore, la conquista dell'amicizia e anche la conquista dei beni, cioè che sono in ordine, non sono il primo bisogno, diciamo, è l'armonia. E appunto per i genitori è importante appunto vivere questa armonia proprio per amore dei figli. E purtroppo se non vanno d'accordo, io non so dire, non so pronunciarmi qui, per vedere cioè, le scelte che devono fare, e deve essere proprio l'obiettivo il bambino, il figlio, non il loro benessere, il loro stare bene. E questo io non ho da dire di più. Poi subentra la scuola, subentrano gli amici, ma il primo germe, l'orientamento fondamentale, quello che scava nella coscienza e che sarà quella che è la base più solida per tutto il resto della vita, avviene in famiglia. E quindi la preoccupazione più grande, secondo me, è la cura delle famiglie, dei genitori, perché abbiano la coscienza di questo. Bisogna investire nella famiglia. Io dico sempre, suora Albarosa, lo dico anche all'avvocato D'Angelo, che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola, quell'insegnante, se non ho la famiglia, perché è un problema anche la famiglia. Pensi, suora Albarosa, che un ragazzo mi ha detto: sai Mirella, sono confuso, non so più quanti papà ho, quante mamme ho, quanti fratelli ho. Tu mi dici vai a casa, su quale casa vado? Sono sempre in lite, ecco, non ci vogliamo bene neppure più tra fratelli, non so, sono confuso, mi ha detto. Ecco, avvocato D'Angelo, non le sembra che anche la politica in questo tema fa ancora di più confusione, che non ha le idee chiare sulle linee da seguire, nel bene, come ha detto suora Albarosa, cos'è il bene, cos'è il male? Io mi devo operare per il bene, non per il male, sono stato eletto per quello, devo indicare delle vie corrette. Prego, avvocato D'Angelo. È determinante. Lei giustamente ha fatto il riferimento ad una barca, ma che è in balia delle onde e della corrente. Effettivamente è questo, perché ha menzionato la politica. Il ruolo della politica sarebbe quello di indicare non solo una società, un'idea di società, ma un'idea di futuro, e quindi imbastire tutta la propria azione politica rispetto a questa idea di società che si vuole proporre e che si sottopone poi al voto ovviamente degli elettori. Invece c'è una continua rincorsa, voi giustamente avete evidenziato che non si riesce più a perseguire il giusto. Infatti quello è il nodo. La politica ormai da troppo tempo persegue ciò che conviene, invece ciò che è giusto. E quindi l'assenza di una visione di futuro anche per quanto riguarda le famiglie, la crescita dei bambini, le problematiche relative alle dipendenze, lo diceva il filosofo Galimberti, le dipendenze, l'utilizzo di sostanze, qualsiasi sostanza, dall'alcol alla nicotina, alle droghe più o meno pesanti, non è finalizzato ad avere, come si può immaginare, allo sballo, ma è finalizzato ad ottenere un'anestetizzazione rispetto ad un futuro che ci pare sconosciuto e pauroso. E questo futuro, il compito, c'è nella politica di indirizzarlo, di far capire alle famiglie, far capire alle persone, far capire alla società, alle varie istituzioni, alle scuole, che quello è l'indirizzo. Quindi è vero che la famiglia ha un ruolo, ma la famiglia che cosa dice ai propri figli? Io sono padre di 2 bambini di 4 e 5 anni. Con mia moglie siamo abbastanza, credo, formati a livello culturale e sociale, ma ci rendiamo conto, la viviamo la società, che idea di futuro possiamo dare noi ai nostri figli? Quando noi diamo un'indicazione su ciò che è giusto e cosa è sbagliato, poi vanno nel mondo fuori e vengono presi in giro perché in realtà il mondo si fa ciò che conviene. E allora poi troviamo nei ruoli apicali delle istituzioni
soggetti senza una minima competenza, scelti dalla politica sulla base non della competenza o della lealtà a un progetto, ma della fedeltà al singolo politico. E quindi anche nel caso del tema del fine vita, noi 13 mesi fa il Consiglio regionale ha avuto la possibilità di essere la prima regione in Italia ad approvare una regolamentazione del suicidio medicalmente assistito. 25 consiglieri hanno votato favorevolmente e 25 tra astenuti e contrari hanno riportato la proposta di legge in commissione. Proposta di legge di cui sono tra i presentatori, scritta dall'associazione Luca Coscioni. Il Comitato Liberi Subito non è altro che un gruppo di persone, tutti iscritti all'associazione Luca Coscioni, così come anche la consigliera Ostanel è iscritta all'associazione Luca Coscioni, che è stata tra quelle più ferventi sostenitrici di questa proposta. Fa parte del partito? Fa parte di Veneto Che Vogliamo. E avevamo ragione, perché? Perché noi proponevamo 20 giorni di tempo alle ASL per dare una risposta alle persone che chiedevano la verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito. Ci è stato detto di no. Eppure, qualche tempo fa, un mesetto fa, la signora Vittoria a Treviso ha dovuto attendere 9 mesi nelle sofferenze intollerabili per avere una risposta dalle ASL e poi è morta tramite la pratica dell'aiuto medico a morire. Quindi, a causa di una convenienza politica, che poi non so neanche quanto conveniente sia questa convenienza, perché 4 milioni di veneti sono favorevoli alla regolamentazione del fine vita. Quindi è evidente che c'è un distacco abissale tra ciò che vogliono i cittadini e ciò che portano in Consiglio regionale i propri rappresentanti istituzionali. A causa di quel voto, la signora Vittoria ha dovuto soffrire, invece che 20 giorni, ha dovuto soffrire 9 mesi. E allora è questa la società che vogliamo? Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Stiamo parlando di un problema, Mirella, che l'abbiamo voluto noi il problema, noi società. Una volta c'era 7-8 fiori per famiglia e non avevano sti problemi qua. Adesso il progresso e la virilità che ha la gente ne ha portato le conseguenze di qua. È colpa nostra, perché una volta la mamma stava a casa perché aveva i fiori, adesso lavora marito e moglie perché, ma non c'è una scusa, perché l'educazione anche ti impari dai genitori, dai nonni, dalle suore, che una volta che ero suore mi sono stato all'asilo nel 46, ero all'asilo dalle suore, dopo che sono andato in Italia nel 62 ero infermiere e avevo in reparto una suora che mi ha accompagnato tutti i 2 anni che sono stato in marina. E da ora ti imparai, dalla gente anziana. Adesso, per esempio, hai sti fiori giovani, non vediamo nessuna possibilità di crescere e la politica che è ancora peggio, perché i politici, la moglie, amanti, di tutto, e ti vuoi insegnarmi amico che cosa da fare. Ma è sbagliatissimo. In Parlamento si bastona, si compra, si fa traie. Che esempio che diamo i fiori? Cosa molto che impara? Danno gli altri anziani che avremo da insegnare, cosa che insegniamo? Sempre a peso. I fiori che bisogna crescere, e se crescendo, sbagliando, si impara a vivere. Va bene, adesso tutti studiano, ma l'educazione non la studia nessuno. L'educazione ti impari vivendo con i tuoi compagni, vedendo la differenza, cercare di rimediare. Devo dire, trasmissione come la tua, noi siamo importanti, importantissimi. Tu ti parla, sì, è vero, ti dà ragione, è politica che abbiamo da fare così, che abbiamo da fare qua. Però non facciamo niente, dobbiamo sapere adesso cosa è il mondo, come deve andare. È una porcaria, due grandoni, fra Putin e l'americano, vuol comandare ora, ma comandare cosa?
Grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti perché il tempo è tiranno, ti ringrazio, oggi hai fatto il bravo, non hai neanche la televisione alta, perché di solito Rinaldo si dimentica di abbassare la televisione nonostante tanti anni che ci segue, e ringrazio sempre Rinaldo. Allora andiamo a vedere proprio il libro di Suora Albarosa che ha scritto, Suora Albarosa Bassani, Suore in libertà. Vediamo questo libro che è importante perché anche questa è libertà, la libertà di scelta, la libertà di vita, la libertà di scegliere un percorso anche molto importante, educativo. Prego, Suora Albarosa. Allora, molto volentieri parlo di questo perché è diciamo, è un capitolo della storia che non è conosciuto, è la storia della Seconda Guerra Mondiale. Di solito noi nei libri di storia studiamo i movimenti, gli eventi fatti dai gerarchi, dai militari, dagli eserciti, e se conosciamo qualcosa sulla resistenza, la conosciamo solo di personaggi che sono uomini in genere, donne, qualche sacerdote, e pochissimo viene conosciuto, è conosciuto di quello che le suore hanno fatto attivamente. Adesso io non parlo delle azioni che le suore hanno condiviso con il popolo, la sofferenza dei bombardamenti negli orfanotrofi, negli ospedali, nei ricoveri, nei collegi, nelle scuole e in tutte le parti d'Italia, ma parlo proprio del titolo del libro Suore della Libertà, perché ho scoperto dalla documentazione che abbiamo nel nostro archivio che ci sono centinaia di lettere, diari, cronache scritte durante la guerra. Però sono state scritte specialmente le cronache di queste azioni finita la guerra, perché il momento era molto critico, non si poteva scrivere. E allora ho scoperto che anche le mie suore hanno partecipato, hanno nascosto ebrei, e sia a Roma, sia a Vicenza, sia a Venezia. Abbiamo nascosto ebrei, tant'è vero che una suora di Venezia è stata insignita di un diploma di riconoscenza fatto dal presidente della sinagoga di Venezia, in ringraziamento delle vite che aveva salvato. E questa è la suora... No, quella era quella di prima. Era comunque, quella di prima, allora vediamo questa, anche quella di prima perché è giusto, sì. Eccola qua, è giusto merito, ecco, Sì, a queste figure femminili che nessuno le cita. Sì. Brava Suora Albarosa, Sì, perché sì. bisogna anche dirlo. Questa invece approfitto di quella che avevate messo adesso e che è la superiora delle carceri di Vicenza. Questa, Sor Demetria. Gli studiosi della resistenza veneta la conoscono bene, era superiore delle carceri, era maresciallo della Repubblica, maresciallo con il titolo di guardia carceraria, e aveva la responsabilità del reparto femminile, ma lei con questa scusa, specialmente parliamo dal 43 al 45, quando le carceri si sono riempite di partigiani e di gente che attiva nella resistenza, messi in prigione, arrivavano alle carceri dopo essere stati interrogati e torturati, e lei li accoglieva, li medicava, dava qualcosa, faceva un caffè, un bicchierino di un alcolico, li consolava, e quindi aveva questo compito di madre, infatti la chiamavano la mamma dei carcerati. Ma lei nel segreto, siccome noi qui in Vicenza abbiamo parecchie comunità, andava in una comunità vicina dove c'era il Comitato della Liberazione Nazionale, il Comitato Femminile, le donne, Azione Cattolica, FUCI, e che preparavano i pacchi per i prigionieri, e portava questi pacchi, viveri, vestiario e anche dei bigliettini che i parenti consegnavano, nei quali dunque c'era qualcuno che ascoltava Radio Londra
mandava un messaggio e lei in queste gonne molto ampie e lunghe metteva dentro, io l'ho chiamata la staffetta delle larghe gonne. E quindi li avvisava anche delle retate che potevano fare e che soprattutto di quelli che sarebbero stati deportati rischiando la vita, perché se si accorgevano. Suora Barosa, la fermo un secondo, se no mi cade la linea, che abbiamo Giovanna da Vedelago. Poi continuiamo, vai Giovanna. Pronto? Giovanna? Vediamo se riusciamo. Ecco, vediamo, richiamiamo Giovanna per cortesia. Prego, suora Barosa, continui pure. La cosa più dolorosa era che doveva preparare i ragazzi alla fucilazione. Ne ha salvati molti come maresciallo della Repubblica, testimoniando in tribunale e salvandoli. Quelli che non è riuscita a salvare li doveva preparare per l'esecuzione. Ha scritto un diario dopo la guerra, un diario personale che è uscito appunto recentemente dai nostri archivi, e qui nel libro tratto dei brani da questo diario che lei diceva di questi ragazzi che la mattina presto, la notte, il cappellano celebrava la messa e lei dava una medaglietta a ciascuno, la medaglietta della Madonna che l'accompagnasse, e poi questi salutavano e consegnavano a lei. Uno gli ha consegnato un asciugamano e ha detto: lo consegni alla mia mamma, dicendo che sono le ultime lacrime che ho versato e che però lei non pianga perché ci vedremo in paradiso. E lei commentava di questo, raccontando questo: ho sofferto come una madre. Dopo un'esecuzione lei gli veniva la febbre, stava a letto, non riusciva più ad alzarsi dal dolore che aveva. Ecco, è riuscita, per esempio, è stata spiata, doveva essere deportata in Germania, ma il capitano che la voleva morta, diciamo, è stato poi catturato dai partigiani e lei si è salvata per questo. E la cosa che mi ha stupito, che volevo dire, perché Suore della Libertà? Perché in tante parti d'Italia ho trovato esempi di questo tipo, di suore che, per esempio suore infermiere che nell'ospedale hanno curato l'uomo. Cioè, se capitava in ospedale un partigiano da curare, ferito, lo curavano, ma se un soldato, ma se anche arrivava un tedesco, una camicia, cioè uno delle SS, lei li curava, perché dice, cioè, le suore curavano l'uomo, proteggevano gli ebrei, cioè la parte più fragile, quella che era perseguitata. Ma quando si è trattato di fare delle scelte con il rischio della vita, hanno fatto una scelta istintiva che non è tanto scelta politica. Ho valutato molto bene quelli che sono gli scritti e le motivazioni per cui hanno fatto questo. Hanno nascosto anche soldati che erano scappati dopo l'8 settembre dalle caserme, li hanno tenuti nascosti per un anno intero, soggetti anche ad ispezioni dei tedeschi. E allora mi sono chiesta, la scelta di queste suore è stata una scelta di libertà. L'hanno capita dal profondo del cuore, perché queste persone che loro proteggevano, che le suore proteggevano, erano le persone che lottavano per la conquista dei valori veri, che sono quelli del rispetto dell'uomo, perché i valori, la filosofia sottesa al nazismo era il sopruso dell'uomo sull'uomo, il diritto di sopprimere una razza considerata inferiore. Allora, mentre queste persone che si opponevano lottavano per la libertà, che poi fondamentalmente è quella che il Vangelo ha predicato, Gesù nel Vangelo. E quindi, Suora Barosa, la ringrazio per questa, come ha spiegato, questa storia di questa figura femminile, di queste suore della libertà. Io ho detto in libertà perché erano libere di scegliere da che parte stare
tra il Sì, bene certo, e il male, certo, fare del certo, bene, certo. fare del male o girarsi da un'altra parte. Vuol dire che loro erano libere. Avvocato D'Angelo, la libertà è una cosa importante, la vita e la morte sono due parole veramente molto importanti, eppure non si riesce a capire qual è il confine di scegliere tra la vita e la morte nel momento che ti arriva una malattia devastante, una malattia che ti fa capire che non sei più quello di prima, una malattia che ti proibisce di essere quello che tu eri, anche se lo vorresti con tutte le tue forze, ma non ce la fai. In quel momento devi scegliere per te stesso, per la tua famiglia, per gli altri, che percorso vuoi fare. Però non è così semplice e non è così scontato. Non è così scontato perché la libertà è una parola grande. Quale libertà? La mia? La tua? Che libertà è che dobbiamo capire di avere? Perché io penso che come queste suore, e ha spiegato molto bene suora Albarosa Bassani, hanno scelto da che parte stare. Per la persona non è facile decidere da che parte stare, perché non è completamente libera. Adesso vedremo come andrà a finire, però ci sono ancora dei punti di domanda. Prego, avvocato. Allora, io ringrazio suora Albarosa perché mi ha fatto venire alla mente un ricordo a cui tengo molto. Ha parlato delle guardie carcerarie. Il carcere della Giudecca è stato per lungo tempo gestito e poi cogestito dalle suore, era un collegio. Mia madre era in polizia penitenziaria da prima che venisse istituito il corpo di polizia penitenziaria e effettivamente si chiamavano guardie carcerarie. E ricordo con affetto, ero piccolino quando venivo portato là e andavo a trovarla, c'era una suora molto tenace che aveva delle scarpe da tennis, spesso era molto affezionata a delle Nike, lei era un personaggio ed effettivamente in un carcere del genere le suore sono sempre state dalla parte della sofferenza e anche di avvio alla libertà. Tanto che l'impostazione che è stata data al carcere della Giudecca dalle suore è quello che tuttora viene seguito con i progetti, con l'orto, poi con le attività che vengono fatte a livello tessile, con la profumeria. E quindi ringrazio suora Albarosa di questo ricordo. Ed effettivamente la libertà non c'è libertà se non c'è responsabilità. Ciò che andrebbe educato, ciò che andrebbe insegnato ai nostri figli, ai ragazzi, alla società è la responsabilità, altro che educazione civica, dovrebbe essere insegnata l'educazione alla responsabilità. Perché c'è un principio cristiano a cui io tengo molto, che è il non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ma c'è un principio illuministico che dà un quid pluris, un qualcosa in più a questo precetto. È fai agli altri, dai agli altri ciò che vorresti fosse fatto e fosse dato a te. Completa. Mentre il precetto cristiano è il non fare, la astieniti. Il precetto illuministico è fai qualcosa che vorresti fosse fatto a te. Il principio cardine è quello, dicevano i latini, del neminen ledere. Non fare male agli altri. La tua libertà finisce dove comincia la mia. E nel caso del fine vita, molto più che nel caso dell'aborto, eppure è regolamentato, non c'è nessun interesse, oltre a quello della persona malata, che spontaneamente, liberamente, con coscienza, perché questi sono i requisiti che deve valutare la ASL, decide di porre fine alle proprie sofferenze. Il caso di Vittoria che ho nominato prima, ma potrei farvene altri. Io, oltre all'associazione Luca Coscioni, sono iscritto a Soccorso Civile e ho accompagnato in Svizzera una signora, Ines, che stremata dall'attesa di una risposta di una ASL lombarda ha deciso di porre fine alle proprie sofferenze in Svizzera. Beh, questa è la violenza che noi vogliamo porre come Stato, come società, la violenza di stare a soffrire. Quando si parla di provita, io ricordo sempre Stefano Geller, lui gli diceva i pro sofferenza, perché nel momento in cui Vittoria dice questa mia non è più vita, è solo sofferenza, ho già fatto tutto. Ines, quando l'abbiamo accompagnata in Svizzera, ci ha detto grazie, perché erano mesi che io aspettavo questo momento, perché non ce la faccio più, non è più vita.
ma la sua decisione non incide sulla decisione di nessun altro, non c'è neanche tutto il discorso di quando comincia la vita, no? Il feto, eccetera, eccetera. È la sua decisione, libera, spontanea, autodeterminata, di una sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, per una malattia, come avete menzionato voi, irreversibile. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Buongiorno agli ospiti e ciao Mirella, finalmente ho trovato la linea libera perché è un pezzo che chiamo e volevo fare i complimenti alla suora che ha parlato prima perché sono cose così toccanti. Poi si chiama Ines come mia nonna paterna, è un nome che mi è sempre piaciuto e anche adesso che parlava l'avvocato. Io credo, come ha detto l'avvocato, che la libertà è responsabilità, è personale. Dopo, Mirella, lì subentra lo Stato, subentra la religione, subentrano talmente tante cose, però io credo che una persona che arriva a desiderare la morte in maniera così profonda vuol dire che proprio non ce la fa più. Dunque bisogna anche, secondo me, rispettare il volere delle persone, perché di là noi parliamo, chiacchieriamo, però non sappiamo cosa c'è dentro l'anima di una persona che ha un male, come diceva l'avvocato, e quanti ce ne sono, incurabile. Ci sono persone che continuano, mia suocera è stata 7 anni, non dico in coma ma quasi, con una cannuccia, ogni tanto aveva gli occhi con una lacrima e mio suocero non ha mai voluto che affrontasse una morte assistita. E dopo lì, un po' per egoismo, un po' per amore, un po' di tutto, cioè non si può giudicare chi fa delle scelte, ecco, questo voglio dire. Grazie cara Sandra, sentiamo come commenta, si chiama Suora Albarosa Bassani, Ines, la signora che ha accompagnato l'avvocato a un fine vita che lei cercava. È il nome che ha scelto, Ines. Ines è il nome che... Scusi, non ho capito perché ho la... Ecco, però avvocato, lei non sa, ma anche Suora Albarosa si chiama Ines. Ma infatti non credo sia un caso, insomma, di incontrarci con queste... Di incontrarci con questo. Suora Albarosa, quello che però traspare è il fine vita, è un'altra vita, perché se tu sei cristiano, credente, credi anche in un'altra vita, soprattutto una vita migliore. Non a caso ci sono gli angeli, ecco, che questi angeli che io dico sempre che ognuno di noi, io ci credo molto, Suora Albarosa, di avere un angioletto vicino nella mia spalla che mi protegge, ecco, quando mi alzo, quando mi addormento, questo angelo che mi accompagna è un angelo buono, ecco, è un angelo buono. A volte però non tutti hanno la fortuna di avere questo angelo buono, per tanti percorsi della vita che hanno fatto, che hanno scelto, ecco, la scelta, ecco, di un percorso che ti permetta di sperare, di avere la fede. Io mi ricordo nella pandemia, mamma mia, quante persone ascoltavano la nostra messa, quante persone si sono proprio aggrappate alla fede per uscire, ecco, da questo incubo. Eppure la fede è importante, credi in qualcosa, in qualcuno, dopo ognuno decide come vuole, ma l'importanza della fede, della cristianità, ecco, di credere che un domani ci sia una vita migliore. Ecco, forse chi decide, avvocato D'Angelo, di morire perché alla fine crede veramente in una vita migliore, una vita che avrà meno sofferenza. Cosa dice Suora Albarosa? Sì, per me è fondamentale la sofferenza vissuta nella fede acquista tutt'altro valore. Ecco, parlo proprio da convinta, ovviamente. Il primo che ha sofferto in maniera assurda è stato Gesù nella croce, che l'ha fatto per noi. Ecco, quindi lui spiega, è l'unico che spiega la possibilità di non soccombere psicologicamente, moralmente alla sofferenza e di dare un valore. Io lavoro
per le cause dei santi, e ho figure straordinarie di persone anche giovani che hanno sofferto con malattie lunghissime e l'hanno sofferto con una luce tutta particolare, e quindi per me è fondamentale, cioè quello che, come uno vive. Io capisco tutto il dramma di una famiglia, il dramma, una famiglia si consuma all'estremo di fronte specialmente alle malattie che hanno un decorso lunghissimo. È proprio diciamo un logorio che è sempre sul margine di un crollo, capisco, ma io credo anche al valore della sofferenza. E soprattutto se la sofferenza, come la morte, sono vissuti in un'ottica di fede, sapendo che c'è qualcosa, c'è qualcuno che ti accompagna intanto durante la sofferenza, dentro di te. Cioè c'è un Dio, chiamiamolo un angelo, comunque c'è una presenza che ti vuol bene, che ti dà il sostegno, e che poi quando finirà questa sofferenza tu ti troverai in un mondo migliore, quello sì è, quello potrebbe essere. Non mi pronuncio su questo, il problema del fine vita, dell'accompagnamento di fine vita, non mi sento di pronunciarmi in questo, però io mi pronuncio solo cioè sento di dire una parola solo sul valore della sofferenza, e mi fanno tanta pena. Ho avuto anche degli amici che, privi di questa luce della fede, hanno vissuto con molta... Io ci ho visto il buio che ha accompagnato il percorso di sofferenza, un buio dentro, mentre dall'altra parte la fede ti aiuta a dare un valore, ecco sì. Addirittura ci sono persone che offrono la propria sofferenza per gli altri, che quindi diventano un motivo un motivo valido di poter andare avanti, ecco, che dà una forza interiore. Questo è non so dire altro di questo. No, va benissimo, è bello anche questo scambio di opinioni, di riflessioni, di consapevolezza. Poi ognuno fa le proprie naturalmente, però è bello questo capire, ecco, da che parte stare. Ecco, ognuno a casa può decidere da che parte stare, ecco, in cosa crede, cosa vorrebbe. Sentiamo Paola da Campo San Piero. Ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Vedendo stamattina suora Ines o madre, perché quando andavo all'asilo chiamavano tutti madre, e suore, andavo all'asilo a Padova, dove praticamente c'erano 3 aule. Io sono stata in 2, quella dei più piccoli non ho frequentata. Comunque la stanza dei più piccoli era dedicata a Santa Maria Goretti, siccome in questi giorni avevamo parlato di Norma Corsetto, la morte di Norma Corsetto, e questo asilo, la stanza dei più piccoli, era dedicata a Santa Maria Goretti, e che è stata violentata, mi risulta, dopo non so bene la storia, comunque che è stata violentata. E ho frequentato praticamente il catechismo e anche dopo la parrocchia, insomma, e avevo suore che, insomma, sono stata fortunata, non ho avuto le suore che mena, perché sempre qui è stata molto fortunata, anche mi suona molto bene, e anzi andavo a trovare suora delle cucine, cosa ci prepara da mangiare, perché andavamo tutte con il nostro cestino, no? Dove ci portavamo il secondo, e la suora delle cucine ne preparava il primo, no?
e dopo il pomeriggio ne davo il panino con marmellata, così, e verso le 4 qualcosa, insomma, andavamo a casa. E per fortuna io ho un buon ricordo di... Grazie Paola, devo chiudere perché devo andare in pubblicità. Comunque sei stata molto chiara, non so se è fortuna, ecco, questa parentesi un po' strana che fa Paola, sono stata fortunata delle suore buone, ma io dico che sono persone anche loro, esatto, come tutte noi, perciò anche là c'è quella più buona e quella meno buona. Come i politici. Ecco, sfatiamo questa fase della suora cattiva. Esatto. Pubblicità. Stiamo cercando di capire se con modalità delle circolari alle ULSS, quantomeno di stabilire un modus operandi che sia rispettoso del fatto che il cittadino malato terminale che ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale abbia una risposta pressoché immediata. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi con Fratelli d'Italia prima e con Forza Italia poi, che di fatto intorno al delicatissimo tema del fine vita hanno portato ad una spaccatura nel centrodestra in regione, il presidente Zaia va avanti e torna ad invocare una legge nazionale. Intanto però, in attesa di questa, la regione Veneto sta studiando una circolare per stabilire una procedura standard per tutte le ULSS che naturalmente, specifica Zaia, sia compatibile con la legge. Nell'ambito della libertà di fare una circolare cercheremo di capire fino a che punto si possono codificare questi passaggi che sono di natura tecnica e clinica. Veneto che, per capire i margini di movimento in tal senso, attende le motivazioni dell'impugnativa della legge toscana che prevede un periodo di 37 giorni dalla richiesta del paziente all'esecuzione del suicidio assistito. Non è una battaglia fondamentalista o estremista, ma di civiltà. Massimo rispetto, continua il governatore, per chi non la pensa come me. Credo che tutte le parti in causa abbiano un unico interesse, che è quello di chiedere una legge nazionale in un paese, evidenzia Zaia, dove nel 2017 è stata varata una norma per il cosiddetto testamento biologico. Chi è contro dovrebbe battersi con coerenza per vietare il fine vita, perché ricordo a chi è contro che in questo paese il fine vita esiste. Chi è contro deve prendere atto che oggi in questo paese è in atto un processo che lui non condivide. Rispondendo poi ad una domanda sull'autonomia, nei giorni in cui al Ministero degli Affari Regionali riparte il tavolo sulle materie non LEP, Zaia fa il punto sull'iter in corso. Si va avanti con l'intento di preparare innanzitutto una intesa sulla prima materia delle 9 non LEP, che è la protezione civile. Non si esclude di lavorare anche di iniziare il lavoro anche su quello che è la previdenza integrativa e magari la giustizia di pace, che potrebbero essere ulteriori elementi in questa fase iniziale. Meno male che per il presidente Zaia si va avanti, perché io vedo tutto fermo completamente, altro che avanti. Mamma mia. Allora abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Volevo fare i complimenti alla signora suora, perché è la prima persona con abiti da chiesa che non sento che nel suo discorso arriva inevitabilmente a dire come deve essere una legge, come non deve essere una legge, cioè si ferma alla sua convinzione personale che cerca di allargare anche ad altre persone. Inoltre mi complimento anche che ha evitato il discorso della speranza che tra una settimana arriva la cura miracolosa e quindi si può continuare a vivere sperando che arriva la cura. Si è limitata, adesso mi parlo da laico, no? Si è limitata al discorso della fede. Benissimo, c'è nulla da dire, però anche qua secondo me che due eccezioni che vorrei chiarire alla signora suora, no? Cioè una persona che sa che deve morire, perché in certi casi è inevitabile, anche se questa persona ha fede, cosa cambia se una persona vive 2 settimane in più, 1 mese in più o 2 mesi in più? Se una persona ha la fede l'aiuta a morire aspettando la morte, la fede l'aiuterà anche morendo prima per non soffrire più nulla. Cioè la fede secondo me aiuta in entrambi i casi. Secondo, una persona che abbraccia la fede per morire meglio mi odora un attimo di convenienza, cioè no di una persona
che per motivi diversi, anche positivi, si convince che il Signore esiste, quindi ha la fede, ma ha la convenienza di beh, quasi quasi divento credente così muoio senza sofferenza. Cioè, non mi convince molto il discorso della fede che aiuta a morire e quindi è meglio abbracciare la fede per morire meglio. Cioè, è un discorso che è difficile, secondo me, approfondire dando che un vestito nobile che sia sicuramente non di convenienza. Chiudo che secondo me quello che per un credente è la forza del suo ragionamento, per me invece è il suo limite, perché è inevitabile che una persona di chiesa affermi che la vita ce la dà il Signore. Per me no, per me la vita me la dà mio papà e mia mamma. Le uniche due persone che mi accetteria nel caso fosse in una condizione del genere che parlasse per me. Tutti gli altri non può parlare perché la vita dopo è mia e mi decido per la vita. Quindi, e finisco, mi reputo che sia impossibile arrivare a un punto di incontro tra una persona che afferma che la vita me l'ha data il Signore, ma il Signore esiste, dimostralo, e una persona che dice no, la vita è mia e decido me. Non c'è possibilità di incontro perché uno afferma che Dio esiste, l'altro afferma per me non so se esiste, non mi interessa e non vi ragiono. Questo è un limite, però ecco, ripeto, apprezzo la signora che non andà anche oltre per dire e quindi dobbiamo legiferare in questa maniera oppure non dobbiamo legiferare in quest'altra maniera. Grazie Mirella, ciao. Grazie a te Vladimiro. Allora prima sentiamo l'avvocato D'Angelo, anche un cognome proprio perfetto, avvocato. Grazie, lei, grazie. Liberi subito, avvocato D'Angelo. Grazie. Allora prego avvocato, poi sentiamo anche il suor Albarosa. Forse ho trovato la quadra a quello che diceva Vladimiro. Io sono cattolico ma sono anche laico, cioè essere laici, la contrapposizione del termine laico è clericale, no cattolico. Io sono cattolico ma sono laico perché sono un attivista, sono un avvocato e ho trovato la soluzione in questo. In quanto cattolico credo che la vita mi sia donata da Dio, ma come ogni dono il disponente non è che il donante, è chi lo riceve, se no va a finire che la vita è l'unico dono la cui disposizione è ancora in mano al donante. No, me l'hai donata, decido io. Poi come condurla, con l'educazione, la responsabilità, eccetera, eccetera, che abbiamo detto prima, ma è mia, me l'hai donata, è mia e cerco di interrogarmi sul mistero della vita, mi interrogo sul mistero della morte, ma nel frattempo, nel momento in cui la persona affronta la sofferenza, come diceva Vladimiro, poi ognuno decide come abbracciare quel percorso di sofferenza. Anche questo molto cristico, anche Cristo durante la Via Crucis ha abbracciato quel percorso di sofferenza arrivando anche a un tentennamento, Padre mio, perché mi hai abbandonato. E in tutte le persone che ho visto che soffrono e che si avvicinano alla morte, ho visto Cristo in quelle persone. E lo dico da cattolico, ma non posso da cattolico imporre loro una scelta diversa dalla mia, proprio perché sono cattolico e in quanto cattolico sono tollerante nei confronti dell'altro. La mia libertà di decidere di rimanere stremato nella sofferenza e di morire nella sofferenza si ferma nel momento in cui qualcuno dice no, io non voglio morire soffocato, io voglio morire addormentato. Il presidente Zaia ha fatto l'intervento, è un bravo politico Zaia. Adesso parla di un regolamento 13 mesi dopo il voto in regione, dopo che la Toscana ha approvato la legge, e parla di questo fantomatico regolamento di cui non si conoscono i redattori, non si conoscono i contenuti e c'è una proposta di legge già approvata che ha già superato il vaglio di tutti i costituzionalisti, come noi diciamo da anni, perché ricordo in Veneto la proposta di legge è stata depositata il 21 solstizio d'inverno, 21 dicembre 2022. Le firme sono state depositate a giugno 2023. Non c'è stato un politico regionale che in tutto quel momento, in tutto quel periodo, abbia interloquito con noi e con i livelli politici inferiori, perché c'è stata una grande movimentazione politica e associativa, ma sempre a livello sottoregionale. C'è stato un disinteressamento massimo, non si è voluto trattare quel tema.
e sono arrivati al voto assolutamente impreparati. In Commissione Sanità e Bilancio abbiamo avuto delle opposizioni che poi esimi costituzionalisti smentivano ed erano evidentemente opposizioni di facciata. Quindi che ora Zaia dica voglio fare un regolamento lo apprezzo perché lo vedo convinto, però se Zaia vuole fare qualcosa di utile non per sé, perché tanto è a fine mandato, ma per i veneti, per 4 milioni di veneti, il regolamento, la delibera di giunta, la legge la può approvare domani la può approvare. Ha bisogno di capire come scriverla, prende, c'è il testo in commissione, lo prende dal cassetto e lo ricopia, perché è la stessa legge che è stata approvata in Toscana ed è la stessa legge che sta per essere approvata in Sardegna, pensate voi, non con un voto del Consiglio, ma perché i consiglieri regionali l'hanno fatta propria ed è in via di approvazione. In tutta Italia c'è quella legge e ha già passato il vaglio di tutti i costituzionalisti, quindi se vuole ci chiama, ci conosce, ci ha visti al Consiglio. Io una cosa gli imputavo e gli imputo ancora. In quel voto del Consiglio Zaia ha deciso di uscire durante la discussione per non indirizzarla, no, non si fa così. Tu sei il Presidente, ti è così a cuore come dici adesso, stai durante il voto, durante la discussione e li guardi i tuoi consiglieri, perché è stata la sua lista a spaccarsi e a votare a metà e metà, ma quello solo per una convenienza politica. Allora oggi se vuole essere ricordato, visto che andiamo alle elezioni, e se vuole far smettere di soffrire le persone che hanno mai dovuto soffrire, Vittoria, la signora trevigiana, 9 mesi invece che 20 giorni, è responsabilità anche sua se Vittoria ha dovuto attendere 9 mesi una risposta nella sofferenza, poteva attendere 20 giorni nella sofferenza. E di questo lui è responsabile. Non abbiamo il contraddittorio, però sicuramente qualcuno risponderà all'avvocato D'Angelo. Quello che traspare, suora Albarosa, è la sofferenza, ecco, il limite della sofferenza. Giustamente uno decide, ma c'è un limite che tu non riesci a superare, che è il limite del male, della sofferenza. E purtroppo ci sono anche questi macchinari, una volta non c'erano e si moriva senza nessun problema perché non c'era la possibilità. Quindi di è un dono vivere, della tecnica. però era la natura stessa che diceva basta. Ecco, io non so se accetterei che un macchinario mi tenesse in vita soffrendo enormemente, eppure sono cattolica, ci credo, ma la sofferenza ha un limite a mio avviso, non tutti, Sora Albarosa, riescono a superarle, sono sofferenze atroci, fisiche, mentali. Veramente bisogna aggrapparsi ed avere una fede immane per riuscire a superare la sofferenza. Prego, suora Albarosa. Io sono fondamentalmente d'accordo con quello che ha detto l'avvocato D'Angelo e anche quello che dici tu, Mirella, in questo momento. È un margine molto molto sottile, molto difficile da discriminare, quello che tra l'accanimento terapeutico e quello dell'accompagnamento accompagnare il termine di vita. E comunque abbiamo trattato, lo trattano i medici, lo trattano i filosofi, lo trattano i teologi, lo tratta la Chiesa, cioè credo che la strada sia, cioè non è da trattare con superficialità. Dico solo questo, rispetto il pensiero, cioè rispetto alla libertà di pensiero diversa, che può essere diversa dalla mia, sfumata più o meno diversa dalla mia in sfumature, e io sono convinta che sia importante salvaguardare la dignità della persona che soffre, ecco. Credo che ci intravedo il margine lì. Quando la dignità della persona che soffre viene meno, cioè la situazione non è più possibile per lei soffrire con dignità, lì ci metterei un pensiero, ecco. Porto un esempio, spero di non. Il cardinale Martini ha chiesto come si dice, non l'anestesia, la sedazione profonda. Sì. La sedazione profonda. La sedazione, cioè proprio per questa esigenza di soffrire con dignità e di terminare con dignità. E lì io ci vedo lì
però cioè decidere, rispetto chiunque decide in modo diverso, il decidere è un fatto di coscienza molto profondo che non va trattato, cioè non è neanche solo una questione politica di legge eccetera, è proprio una questione morale, ma morale nel senso profondo della coscienza delle persone, che possono essere le persone che scelgono, il soggetto che soffre e anche i familiari. Ecco, questo. Forse sarà il caso che scriva a Papa Francesco, speriamo che ce la faccia, che esca subito da questo ospedale, perché se fosse questo Papa dovremmo inventarlo, perché veramente è un grande uomo, una personalità che abbiamo la fortuna di avere, anche se qualcuno può pensare diversamente, io dico quello che penso, che se non ci fosse dovremmo veramente inventarlo. Chiedere a Papa Francesco che Suor Alba Rosa Ines Bassani faccia parte del tavolo, ecco, dove si decide e si parla del fine vita, perché come dice Suor Alba Rosa è un tema talmente delicato, profondo, con una sensibilità incredibile, che abbiamo bisogno di persone che ragionino come ragiona Suor Alba Rosa. Aspetti, avvocato, sì. Perché abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Vai, Leone. Buongiorno Mirella, ti ringrazio, saluto i tuoi ospiti. Allora, dire accanimento terapeutico e tenere in vita una persona per anni non è la stessa cosa. Allora io penso che tenere in vita una persona che sarebbe morta è essere arroganti, è mettersi al posto di Dio e dire: tu Dio vuoi che questa persona muoia, ma io la terrò in vita forzatamente. Io penso che sia un peccato tenere in vita una persona che per natura sarebbe morta. Poi un'altra cosa, Mirella, un giorno nella tua trasmissione un ex infermiere dell'ospedale di Jesolo ha detto che dal giorno che hanno tolto le suore dagli ospedali, la sanità italiana è diventata un disastro. Vorrei sapere dalla suora la sua opinione. Ciao Mirella, grazie. Non solo negli ospedali, anche nelle RSA, dico io mi trovavo così bene con loro, gioiose, preparate, autorevoli, non autoritarie, autorevoli, che è diversa la parola. Ecco, veramente ci mancate tanto, Suor Alba Rosa, lo dirò a Papa Francesco se avrò ancora la fortuna di incontrarlo. Ci mancate tanto, Suor Alba Rosa, anche nei collegi, negli asili, dappertutto. Avvocato D'Angelo, stava terminando? Sì, c'è l'intergruppo parlamentare sul tema generale del fine vita, di cui fanno parte non solo parlamentari ma anche consiglieri regionali, di cui fa parte anche una persona che conosco, a cui sono molto affezionato, che è Don Giulio Mignani, un prete piemontese, quindi non è esclusa la partecipazione, anzi quando abbiamo scritto la Costituzione... Sa che non lo sapevamo, Avvocato D'Angelo, per fortuna che ce l'ha detto. E ora lo sapete. Ecco, capite, anche questa è trasparenza. Quando abbiamo scritto la Costituzione non l'abbiamo mica scritta con tutti che la pensavano alla stessa maniera, ma qual era l'obiettivo? Un obiettivo comune, perché si veniva fuori da una situazione drammatica. E qual era l'obiettivo comune? L'obiettivo comune, quello che abbiamo detto all'inizio, l'idea di società, l'idea di futuro. Vogliamo un futuro di sofferenza? C'è la tecnica? No, è vero, l'ha detto anche chi è intervenuto prima. La tecnica aiuta ad allungare la vita, aiuta a alleviare le sofferenze. Cardinale Martini ha scelto la sedazione profonda, ma con la sedazione profonda ci si può mettere anche una settimana a morire. Allora c'è chi questa scelta non la fa, perché? Perché dice: io sono sedato in un letto una settimana, a chi penso? Ai miei cari, che stanno lì una settimana a vedere quando l'encefalogramma diventa piatto. Qualcuno non la vuole fare questa scelta, qualcuno vuole accomiatarsi dai propri cari, salutarli e porre fine alla propria vita. Perché no? Tanto è un diritto già riconosciuto. Non riconoscerlo, aveva ragione il Presidente Zaia, chi è contrario si batta per fare una legge contraria. Invece che cosa viene fatto? Vengono posti i paletti per rendere i diritti riconosciuti
ricordiamo la libertà. La libertà non è una conquista di libertà, è una riconquista di libertà. La libertà esiste, ma poi le norme la stringono a seconda della convenienza. Quindi certe battaglie sono di riconquista della libertà. In questo caso c'è un diritto riconosciuto dove c'è un'opposizione che tenta di renderlo sempre meno fruibile, e questo non è accettabile. Allora vediamo anche queste foto che ha mandato Suor Alba Rosa e poi vediamo anche come ci saluta e come commenta prima di andare via, di lasciarci questa mattina. Ecco, vediamo le foto, allora adesso ecco qua, rivediamole perché sono figure molto importanti, ecco, anche le staffette partigiane, le donne ne conosciamo pochissimo, chissà perché questa figura femminile fa sempre fatica a salire la scala nonostante anche loro sono morte, abbiano rischiato la vita, le mondine che hanno fatto la prima rivoluzione, nessuno se le ricorda, dicono noi, l'Italia non ha fatto nessuna rivoluzione, no, l'hanno fatta le donne, l'hanno fatta le mondine. Prego, Suor Alba Rosa, commentiamo le foto e poi sentiamo come ci saluta, prego. Sì, sono queste suore della seconda guerra mondiale, ma in questo momento per esempio sotto i bombardamenti sono morte per salvare altri, all'ospedale psichiatrico di Vicenza per salvare le donne sono morte sotto i bombardamenti. Qui siamo nella prima guerra mondiale, dopo Caporetto, nella parte occupata dall'Italia, dopo a sinistra del Piave. Questa è Suor Diodata che ha chiesto a una mamma che è stata una mamma a cui l'amico del figlio, l'amico che era una camicia nera, era partigiano l'amico ed è stato ucciso, e prima che muoia questa camicia nera che era ferito a morte, ha chiesto alla mamma dell'amico di perdonarla e di perdonare. Ecco, questo è il perdono al di là, questo è un argomento diverso. Comunque io ringrazio Mirella della partecipazione a questa discussione alla quale non ero preparata perché non sapevo cosa mi avresti chiesto e che mi ha impegnato molto perché è un ambito veramente da affrontare con molto rispetto e con molta profondità e con la disponibilità anche di cogliere i diversi punti di vista presentati dagli altri. Ecco, anche questa è rispetto ed è libertà per me. Grazie, veramente grazie. Vediamo anche la copertina del libro perché è giusto dare il merito a questa persona, a questa suora di metterci tutta se stessa per far conoscere la storia. Io ieri ho avuto un ragazzo, Suora Alba Rosa, che è nipote di un esule. Ecco, sentire questo ragazzo ventenne, ecco, diciamo i ragazzi non credono, non sanno, la passione di conoscere la storia, di capire non da che parte stare, ma di conoscere, di capire cos'è successo. Ecco, lui ha detto questo, io voglio capire cosa c'entra fascisti, comunisti, da una parte o dall'altra. Noi dobbiamo capire quello che la storia deve insegnare ed è stata una cosa molto bella. Perciò io ringrazio veramente Suor Ines Alba Rosa, Ines Bassani, ecco, di essere stata con noi. Se ha piacere la inviterò ancora perché noi dobbiamo crescere anche con queste figure colte che sanno spiegare veramente bene i vari passaggi anche della vita, della morte, l'esperienza, la sofferenza e soprattutto poi che ognuno può decidere il percorso accompagnato però nella maniera giusta. Ecco, questo penso io, Suor Alba Rosa. Grazie. Avvocato D'Angelo, come ci saluta? Ringraziandovi ancora per questa possibilità e effettivamente conoscere anche Suor Alba Rosa è una mattina e una giornata diversa oggi, sono sicuramente più ricco e anche i nostri telespettatori. Se Suor Alba Rosa mi permette, posso dare il suo numero, Suor Alba Rosa, l'avvocato D'Angelo? Va bene, d'accordo. Grazie. Ecco, perché io chiedo sempre, non faccio mai cose che non sono autorizzata, perciò la ringrazio perché è una persona veramente, una persona che va veramente magari parlare assieme
insieme non farebbe male, penso sia una cosa buona anche per l'avvocato. Soprattutto. Ecco, visto che è giovane. Più per me che per lei, sicuramente. Come I suoi bambini, come crescerli nonna di bene. fronte a un nipote farò. Ecco. Grazie Suora Albarosa, grazie all'avvocato D'Angelo. Grazie. Pubblicità. Allora vi presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Maria Elisa Peruzza, presidente Università delle Tre Età, che è diverso di Santa Lucia di Piave, poi ti spiegherà benissimo chi è Maria Elisa Peruzza, e saluto anche Raffaele Negro, che è presidente Associazione Volontari Istrana. Eccolo qua, grazie anche lei presidente di essere qui, presidente Negro, grazie veramente. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora inizierei proprio da Maria Elisa Peruzza per capire chi è questa presidente di una età molto delicata, delle tre età. Prego, presidente. Buongiorno a tutti. Io mi presento, sono Marisa perché mi conoscono tutti per Marisa, il mio nome di battesimo lo uso solo per le firme ufficiali. È molto dolce comunque, Marisa ha fatto una carriera in un'azienda, ho lavorato alla Hotlav che ricordo sempre con molto affetto, ho fatto 38 anni, ero la prima impiegata, quindi sono cresciuta all'interno di un'azienda che tante persone conoscono. E ho fatto 38 anni, sono andata in pensione il 31 dicembre 2023. La maggior parte del mio lavoro, soprattutto essendo stata la prima impiegata, ho dedicato tutta la mia vita famiglia e lavoro. 38 anni nella stessa azienda significa aver trovato un'altra famiglia, per cui quando ho finito la mia attività e ero addetta alle risorse umane, mi sono occupata di tanti ambiti, sicurezza, ambiente, quindi un passato all'interno di un'azienda metalmeccanica. Mi sono trovata i primi giorni di gennaio del 2004 tutto il giorno a casa, non è una cosa per me. In previsione di questa uscita per andare in pensione avevo già programmato alcune cose con mio marito, perché il ruolo, pur essendo una volontaria, deve essere sempre coniugato a una condivisione in famiglia, perché una volta che uno dice beh sono in pensione, hai tanto tempo libero, cosa fai? Io in casa hai tante cose da fare, però io non sono una casalinga, sono sempre stata abituata con la gente, tra la gente e per la gente, per cui mi sono data subito da fare. E nel volontariato impiego tutta la mia vita, a parte la famiglia, ma il volontariato per me ha dato una grande ricchezza. Presidente Università Tre Età, cos'è? Sì, allora l'università, voglio dire anche un'altra cosa prima, perché voglio sensibilizzare anche le persone che dovessero ascoltare questa trasmissione, che c'è tanto bisogno di persone dedite agli altri. E questo perché? Perché il volontariato ha bisogno di nuove leve, perché io vado verso una certa età e vedo che c'è tanta fatica a trascinare i giovani, tendono di più ad andare negli ambienti sportivi, mentre nelle associazioni di un certo tipo di volontariato, ODV o APS, o organizzazione di volontariato o promozione sociale, vengono a spot quando l'argomento interessa, mentre invece la cultura del volontariato deve nascere e deve crescere fin da giovani per trovare degli spazi per dedicarsi agli altri. La fermo un secondo perché saluto anche un altro caro ospite, abbiamo Luciano Buso, studioso scientifico. Grazie professor Buso di essere qui con noi, veramente grazie, parleremo di quadri, parleremo di tante cose, di arte, però prima passerei la parola a Raffaele Negro che è presidente Associazione Volontari Istrana. Allora chi è Raffaele Negro e cos'è questa associazione? Prego.
Sì, allora mi presento, sono Raffaele Negro, il presidente dell'Associazione Volontari Istrana, ho 65 anni, fortunatamente pensionato anche io. L'Associazione Volontari Istrana è un'associazione nata, diciamo, dall'idea di 4-5 persone, ancora 32 anni fa, che hanno voluto mettere insieme un gruppo per dare una mano a chi ha bisogno. Da lì sono passati 30 anni, da 3-4 persone sono diventate, siamo attualmente 41 persone e ci svolgiamo principalmente 2 attività: servizi di trasporto per persone anziane, disabili, che ha bisogno verso varie strutture, e un gruppo principalmente di femminile che si occupa di un centro sollievo Alzheimer nell'ambito della nostra associazione, sempre, che aprono 2 volte alla settimana per circa 3 ore la mattina e accolgono queste persone diciamo, affette da Alzheimer per svolgere delle attività ludico-ricreative nell'ambito dell'associazione. Presidente Negro, è d'accordo con la professoressa che ha appena parlato, Peruzza Marisa, diciamo così? Sì, ma non mi chiami professoressa. Lei per me è una professoressa, no. Da come ha spiegato per me è una professoressa. Tanto guardi, i titoli qui in Italia non è un problema. Non lo so, però per me, da come ha spiegato, ed è quello il percorso che sta facendo, mi viene proprio di chiamarla professoressa. Raffaele Negro l'abbiamo sentito, ma è d'accordo? Sì, dicevo, che appunto, mancano i giovani, che non riusciamo a intrigare i giovani, diversamente giovani, il mondo del volontariato, io vedrete anche un'intervista ma non si sente, ma ho detto, ma è possibile che il mondo del volontariato deve girare col commercialista e pagare per fare il volontario? Ma ci rendiamo conto a che livelli siamo stati messi noi che abbiamo aiutato il governo, la politica, specialmente durante la pandemia, siamo presenti ovunque, anche rischiando, perché hai questo nel DNA, questo volontario che ti dice aiuta. Ecco, è possibile che siamo arrivati a questo punto che adesso gli APS, tutte queste, l'ULSS si toglierà il sociale, c'è una confusione, ecco, il volontario fa fatica a resistere a questa burocrazia, deve andare a scuola, ho capito che deve essere la sicurezza per primo Negro, ma bisogna vedere anche chi fa cosa, perché se uno consegna la borsa, ma cosa vuoi fargli fare il corso di formazione? Mi sa Negro che c'è un business qua sotto pazzesco, io ho il coraggio di dirlo e lo dico sempre che è impressionante, però sta uccidendo il volontariato e se la politica perde i volontari non ce n'è per nessuno, che si ricordino questo. Prego Negro, poi andiamo da Buso. Sì, io ricordo benissimo le parole, bellissime parole di elogio che ricevevamo durante la pandemia per quello che facevamo, per quello che riusciamo a fare. Però effettivamente il problema di tutte le associazioni è questo, è l'età media molto alta. La mia associazione credo che siamo intorno ai 67-68 anni l'età media, nonostante siamo 40 persone. Cercando di coinvolgere giovani, non dico perché comunque hanno bisogno ancora di lavorare, ma neopensionati che sulla soglia dei 60 anni riescono ad andare in pensione adesso, chi non ha tempo, chi ha bisogno ancora di fare qualcosa, la moglie lavora, i nipoti, tutti abbiamo problemi dei nipoti da badare per dare una mano ai nostri figli e quindi il problema è veramente molto grosso, l'età media molto alta. Però dall'altro conto noi vediamo che quello che facciamo, nonostante la nostra età, perché abbiamo alle spalle una cultura diciamo, che viene dai nostri genitori, viene molto apprezzata da chi riceve le nostre attenzioni. Non è lo stesso, purtroppo, come diceva lei, da parte delle istituzioni. Le istituzioni noi riceviamo, ci scontriamo spesso con la burocrazia. Io ieri sono andato a Padova per un servizio di 1 ora e mezza, sono stato di 4 ore per la burocrazia, mi diceva la signora.
Non è possibile. Questa è la verità. Allora salutiamo anche lo studioso scientifico Luciano Buso, poi vedremo un video bellissimo che ha mandato. Ecco, però professor Buso, anche lei ha qualcosa da dire, anche lei ha trovato tanti paletti. Io mi ricordo quando è stato ospite che raccontava un po' il calvario per far emergere la verità, la storia anche nell'arte. Prego professor Buso. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, effettivamente come tutte le cose innovative si trovano delle difficoltà per farle capire, diciamo, ovviamente sì alla gente che però è sempre attenta e ascolta, ma la cosa peggiore è che coloro che sono addetti nel campo, in questo caso dell'arte, hanno difficoltà in questo caso ad accettare una novità assoluta che si chiama appunto metodo Buso, ma non è tanto questo, è perché è una cosa risaputa nei secoli, sempre tenuta tacita, però viva e pulsante più che mai. Tanto è vero che diciamo che ogni artista nelle varie epoche, a partire i miei studi arrivano agli affreschi di Ercolano addirittura dell'anno 113 d.C., ma diciamo, e soffermiamoci al Rinascimento o il pre-Rinascimento, Giotto nel 300, poi il Rinascimento e via via su da Caravaggio fino ad arrivare ai tempi nostri con Pablo Picasso e tutti gli altri moderni, non per ultimo il povero Gino Rossi, e dico povero perché la sua storia lo fa dire. Allora è una tecnica disvelata finalmente oggi che permette di capire, comprendere, in quanto lo leggiamo in ogni opera, in che anno fu fatta l'opera, in che anno e quale sia l'autore che l'ha eseguita, ma che si firma per esteso con le sigle e addirittura con degli autoritratti minuscoli. Ci vorrebbe una diretta molto lunga per spiegare tutto, però in sintesi vi sono dentro ogni opera dei segni occulti tali per cui, diciamo, l'autore si difende da sé. Quindi in tutte le epoche dice io fecit Raphael Sanzius, per esempio, io Leonardo F, oppure fa Leonardo. Ecco, tutte scritte segrete che io ho trovato all'interno delle opere storiche. Allora guardiamo anche questa prima parte che ha mandato, questo video proprio di Leonardo, il professor Buso, poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. La firma del genio di Vinci Leonardo, qui rilevata nel Pastore nell'atto di tosare una pecora del 1503. Dico 1503 in quanto nella superficie pittorica sono state rilevate molteplici date apposte per esteso 1503. La firma è presente sulla sinistra dell'opera, semicelata dal basso verso l'alto. Andiamo ora a vederla. La lettera L fu ricavata sfruttando la forma della bocca e del naso della pecora. In alto vi è un ciondolino più scuro a forma di semiluna che sta a indicare l'occhiolino della lettera L. Dicevo la lettera L, la lettera I antica, quindi romana, fatta con il ciondolino al centro, è ancora visibile. Segue la lettera O a forma di rombo, come in antichità veniva usato fare sia da Giorgione che da Raffaello e da molti altri. Segue la lettera N, anch'essa antica,
fatta con i riccioli superiori ed inferiori, molto simile anche alla lettera I antica, in questo caso lettera N, la lettera A con i riccioli come si usava fare al tempo, la lettera R, la lettera D, la lettera U e finisce con la lettera S. Quindi Leonardus. La firma sotto viene evidenziata. La lettera L, la lettera I con la forma come compare sopra, la lettera O, la lettera N, la lettera A, la R, la D e la U e alla fine la lettera S. Ecco, sentiamo come commenta. Questa mattina Sì. vede e sente le parole Maria Elisa Peruzza di Luciano Buso, questo studioso, ecco, questa passione, questo studioso questo scientifico per approfondire, conoscere, oltre Sì. quello che vedo, cosa può esserci? Prego. Io credo che scoprire così i particolari di un'opera d'arte arricchisce lo spirito e fa anche fermare l'attenzione su quello che ci vuole comunicare l'autore dell'opera che stiamo vedendo. Ovviamente va fatta una lezione preparatoria per far conoscere, come diceva il professore, meriterebbe un'attenta esamina tutta la composizione. Trovo che vengono fatte molte mostre d'arte, in particolare c'è stato l'anno di Leonardo e quindi approfondimenti. Noi di Santa Lucia, io parlo di Santa Lucia con il Comitato Antica Fiera, a novembre sono state fatte delle esposizioni delle macchine di Leonardo. C'è molta attenzione quando c'è un evento, una ricorrenza e si va ad approfondire il personaggio, un'opera, però secondo me, tornando al discorso della cultura e del momento che stiamo vivendo, trovo che molte persone della terza età, a cui io faccio parte perché ho la stessa età anche del collega dell'associazione di volontariato che il signor Negro, ecco, il signor Negro, perché sono anch'io del 49, trovo che c'è bisogno di arricchire il nostro tempo, i nostri spazi con qualcosa di importante, che lo troviamo nella storia dell'arte, perché ci danno degli strumenti per leggere anche il presente. Secondo me dobbiamo far memoria del passato per comprendere certe situazioni e per affrontare il futuro. Questo lo dico perché io parlo della mia esperienza in Uni3. Sono arrivata che eravamo 60-70 associati. Oggi, io sono 15 anni che sono dentro come presidente, siamo 512 Pensate. in un paese di 9.000 persone. Devo dire che la media è dei 69 anni. L'Uni3 ha nelle materie che approfondisce, perché non facciamo scuola, facciamo formazione permanente degli adulti. Le materie di storia dell'arte sono e letteratura sono le materie più frequentate da persone di ogni estrazione, quindi sia persone con basso livello di studio, perché la maggior parte che adesso calcolate che abbiamo persone di 90 anni che vengono a scuola,
hanno le scuole elementari, il diploma di scuola media, però questo mettersi in gioco, voler conoscere, abbiamo fatto per esempio Lotto oppure Giorgione, parliamo di opere dell'artista e andiamo a sviscerare tecniche, pensieri all'interno del periodo di riferimento del 1400, del 1500, adesso faremo il Rinascimento. Ogni anno proponiamo argomenti diversi, legati tra loro, e sono docenti come il professore che hanno alle spalle una larghissima esperienza sia di ambito scolastico, perché magari nella loro vita sono stati architetti, insegnanti, però che dedicano tempo per venirci a parlare di cosa? Di opere. Stiamo facendo Palladio, stiamo vedendo delle cose spettacolari che sono vicine a noi, le Ville Venete, e noi come Uni3 ci siamo presi un impegno che è quello di far conoscere prima lezioni preparatorie e esperienze. Ogni 15 giorni portiamo i nostri associati su adesione libera a vedere cosa? Vedere palazzi vecchi, ambienti, opere d'arte, e è un piacere conoscere anche piccoli luoghi, non grandi luoghi. Per dire, siamo andati al santuario di Motta di Livenza, che è qua, che vanno tutti a pregare la Madonna, ad approfondire gli affreschi che sono nel chiostro. Tanto per dire, si va di fretta perché si va per la benedizione, nulla da dire. Però abbiamo un territorio che va conosciuto, e io non smetterò mai di dire alle persone: seguite le associazioni che sono culturali, in tutti i paesi ce ne sono. Io non alzo la bandiera per Uni3 perché siamo 512 iscritti e vengono da tutti i paesi, da Conegliano, da Ponte di Piave, da San Donà, da Bazzola, da Mareno. Quindi, perché li avete intrigati? Perché li abbiamo intrigati. E il 1° marzo, quest'anno abbiamo fatto la storia archeologica di Roma attraverso la storia delle donne romane, attraverso i monumenti, l'archeologia antica, e dal 1° al 4 marzo un gruppo di 51 associati va a Roma. Ma 27 sono andati a Natale. Cioè, faccio per dire che sì, formazione in classe, che si fa la conferenza, però dopo anche un'esperienza diretta. Questa è un'istruzione non formale, ma che alla nostra età permette, ha un duplice effetto. La voglia di uscire, dobbiamo andare all'università, bisogna vestirci, altrimenti cosa si fa in casa? Seduti sul divano a guardare la televisione. Viene la depressione con la solitudine. Andiamo a vedere il secondo video proprio di Leonardo e poi lo commentiamo col professor Buso. Premetto una cosa: lo studio di questa firma compare già negli anni 2009-2010, in quanto all'epoca il dipinto mi fu sottoposto per l'analisi e lo studio delle scritte segrete. Essendo io il padre della scoperta delle scritte celate, in questo caso firme, date, loghi e anche figure segrete, diciamo, l'ho intravista sino dal primo momento. Difficile era poterla mettere in luce in quanto labile come scrittura, firma. Sono trascorsi 520 anni dall'esecuzione e la firma oggi si presenta in questo modo, purtroppo in parte semi-abrasa, ma ancora leggibile. La sua originalità è pressoché assoluta, in quanto il dipinto ha subito tutte le indagini diagnostiche di rito, e per indagini diagnostiche intendo RX, ultravioletto, infrarosso, quindi riflettografia, e riflettografia
a falsi colori. In tutte le analisi sinora svolte, la firma risulta essere originale, quindi non apposta in epoche seguenti, non manipolata da alcuno, in quanto il suo consumarsi assieme a tutta l'opera, il suo stato di conservazione lo indicano. Ecco allora che trovano ragione d'essere le famose oramai, in quanto sono pubblicate da me e anche pubblicate agli atti, le copie del pastore nell'atto di tosare una pecora, realizzate da Joachim Sandrart nel 1645, quindi 140 anni più tardi. Queste copie fedeli sono una realizzata all'acquaforte da Sandrart, l'altra ad olio, e sono, come dicevo, agli atti che accompagnano il dossier di ricerca di quest'opera. Quindi diciamo che il dipinto era senza ombra di dubbio alcuno un'opera importante nel 1645. Joachim Sandrart, detto il Vasari del Nord, fece molti viaggi in Italia in quell'epoca e con ogni probabilità in uno di questi viaggi ebbe a trovarsi davanti all'opera, oppure ci andò volutamente in quanto l'opera era importante all'epoca, e realizzò l'acquaforte e il dipinto ad olio oggi documentati. Pertanto il dipinto in analisi, pastore nell'atto di tosare una pecora, la firma Leonardus, ora finalmente messa in luce con il supporto della scienza moderna, sono del tutto originali e assegnano pertanto questa nuova opera al genio di Vinci. L'opera è comparsa nel mercato dell'arte tra il 2008 e il 2011, anno in cui io ho potuto vederla per la prima volta. Oggi finalmente siamo arrivati a chiudere il dossier di ricerca con questa eccelsa presenza, la firma in stampatello, quindi in maiuscola, del genio di Vinci, Leonardo. Abbiamo in linea Francesca da Vicenza. Ciao Francesca. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Io prima avevo sentito il dottore Matteo D'Angelo. Sì, l'avvocato. E volevo avere, se era possibile, il suo numero di telefono, perché mi è interessato molto delle parole che ha detto. Va bene, allora Francesca, quando ho terminato la trasmissione nel primo pomeriggio ti mando il suo numero, va bene? Mina, ringrazio infinitamente, mi scuso del disturbo. No, non ho disturbi, faccio per voi la trasmissione, ci mancherebbe, non è nessun disturbo, anzi chiamerò anche quel signore che ha chiamato che mi vuole parlare, ecco, però avrei piacere anche di parlare direttamente per dirgli, perché quando mi dicono così, ecco, avrei piacere di parlarci anch'io magari un secondo. Quello che però traspare, professor Buso, è la passione. Allora noi vediamo questi geni del passato, questi pittori incredibili, molti garzoni di bottega, però erano eruditi, professor Buso, non c'è niente da fare. Molti non erano colti, ma erano eruditi. Ed essere erudito vuol dire che parti già avvantaggiato, cioè c'è nel DNA questo genio che prima o poi uscirà. Ecco, secondo lei aiutare anche questi ragazzi
Anche quelli che prendono dei percorsi anche sbagliati e magari all'interno di loro hanno una creatività incredibile che può essere anche l'arte, la pittura, la musica, accompagnarli in percorsi diversi, accompagnarli a far capire, intrigarli, come diceva appunto la professoressa Peruzza, io ho intrigato i diversamente giovani, noi dobbiamo intrigare anche i giovani con l'arte. Io non so se la regia riesce a mandare in onda sabato, che sono andata a Venezia, e una mia amica ha detto andiamo a vedere la biblioteca dei libri sommersi. Quella dei libri. C'era una coda di giovani, non diversamente giovani. Prima nessuno andava a vedere questa biblioteca, non sapevano neanche che c'era molti. Da quando hanno messo sui social che avevano creato questa scala con i libri sommersi dove tu cammini sopra il libro, diventa una tua storia, anch'io c'ero, anch'io ho voluto vedere e soprattutto l'attenzione. E molti sa, professore, cosa dicevo? Sento il profumo, un profumo diverso, il profumo dell'arte. Ecco, il profumo dell'arte, professor Buso. Forse non abbiamo capito niente di questi giovani che da soli poi la ricercano. Guardate che c'era la fila. Prego, il professor Buso. Beh, a riguardo cito una frase proprio di Leonardo. E Leonardo ebbe a scrivere queste parole: la curiosità è figlia dell'ingegno, cioè la persona curiosa che vuole conoscere o nei libri o comunque nei fatti, perché per esempio parlando di quadri la migliore esperienza e la migliore risoluzione della comprensione sta proprio davanti all'opera, con l'opera. Eccola qua. Dentro l'opera, magnifico, bellissimo. Guardi, veramente è stata una cosa che mi ha colpito molto. Guardate, questi sono i ragazzi che scendono questa scala fatta di libri e con quanta delicatezza salivano e scendevano, perché sapevano che sotto avevano un bene prezioso, camminavano sopra un bene prezioso, loro l'avevano capito questo, si vedeva. Ecco, forse anche qua dobbiamo intrigare di più i ragazzi, perché questa è anche la storia, è la nostra storia, la storia della civiltà, scritta nei libri. Prego. Io volevo dire, una volta c'erano anche queste possibilità, le mostre dei libri, venivano autori. Da quando è cambiata la legislazione si fanno mostre d'autori, però non c'è più quel mercato. Uni3 aveva di sua iniziativa creato negli anni, sono già una decina d'anni che non si fa più, una fiera mercato del libro, e era partecipatissima perché noi mettevamo una quota di soldi come università per incentivare, facevamo uno sconto per incentivare l'acquisto di libri. Quando è subentrata la legge che non si poteva fare più del 5-10, quello che era per cento, perché altrimenti sarebbe stata concorrenziale con le attività commerciali, quindi non si è più fatta. Ma al di là di questo, ancora oggi per fortuna nelle scuole c'è la promozione della lettura. Noi a Santa Lucia a maggio ci sarà un'esposizione. L'Uni3 non è... Volevo ampliare il discorso dell'università per lanciare un messaggio a chi ci ascolta. L'Uni3 non fa formazione solo all'interno agli associati, ma va anche fuori. Abbiamo attuato, e lo stiamo facendo in questo periodo, un progetto nel territorio rivolto a tutti. Hanno aderito su tutte le classi dell'Istituto Comprensivo di Santa Lucia solo 4 classi, quindi la sensibilizzazione è arrivata a 4 classi, su un progetto che riguarda la storia del territorio, ma in particolare vuol puntare l'attenzione sui cambiamenti climatici e osservare ciò che ci sta attorno. Che è molto importante. Devo correre anche a vedere queste immagini della sede di Strana di Raffaele Negro, come intrigare allora
Negro, io ho avuto ospite anche la Croce Rossa, mi hanno dato anche un attestato, hanno consegnato un attestato ai veneti schiacciati dalla crisi, poi vedremo anche il filmato di riconoscenza perché abbiamo collaborato assieme nel momento della pandemia in questo percorso molto importante e anche molto delicato, perché tu ti devi muovere anche in sicurezza, certo. E perciò chi meglio della Croce Rossa, e là ci sono i giovani perché li intrigano, ecco, è una professione che intriga il giovane. Come possiamo fare, Negro, ecco, per creare questa passione nei giovani, perché se vogliamo andare avanti bisogna andare a cercare là le forze. Prego. Certo, senza dubbio bisogna dare spazio ai giovani e cercarli i giovani, come dice lei, i giovani vanno un po' pregati, come si vuol dire. Io ho un paio di ragazzi che si occupano, anche collaborano con la nostra associazione, proprio perché hanno bisogno per vie traverse di fare delle attività legate al volontariato. Però, vediamo anche intanto che parla Negro, vediamo anche le immagini di questa sede. Prego, Negro. Sì, lo fanno molto volentieri perché si rendono conto che quando si lavora in questo ambito si ha tutto da guadagnare, cioè il rapporto con le persone, specialmente anziani e disabili, sono molto molto importanti, ti creano nel cuore, nell'animo. Io avevo mandato anche qui sopra un detto di Victor Hugo, dicevo, la mente si arricchisce di quel che riceve, eccolo qua, il cuore di quel che dà. Questa è una frase che a me ha colpito moltissimo e cerco sempre di metterla in evidenza. E i giovani a volte vedi che si rendono conto che è utile, è salutare entrare in questo mondo. Purtroppo è sempre più difficile, però noi facciamo di tutto per coinvolgere i giovani. Anche perché abbiamo i mezzi, abbiamo i pulmini attrezzati, vediamo anche le immagini, cioè non è che la tecnologia manchi, anche questi oggetti di ultima generazione che possono aiutare le persone diversamente agili, come le chiamo io, sono molto importanti. Il problema è che siamo troppo divisi, purtroppo, Negro. Ogni associazione fa il suo, ma non ci conosciamo neppure. Io invito tutte le associazioni proprio per dare visibilità, perché non si conoscono tra di loro, non si incontrano, perciò sarebbe utile anche cercare di fare più squadre. Devo correre adesso per vedere anche i quadri di Buso. Andiamo a vedere queste foto che ha mandato il professor Buso. Prego, professore, vediamo i quadri e le immagini che lei ci ha mandato per far capire l'importanza anche di guardare un quadro. Io mi ricordo quando l'ultima volta sono andata con i diversamente agili, anche con i diversamente giovani, ai musei civici a Venezia, e la prima cosa che hanno chiesto a una ragazza, ha detto: cosa stai guardando? Questo quadro, ha detto lei, era una ragazza diversamente agile, professore Buso. E cosa vedi in questo quadro? Vedo una persona che mi sorride, ha detto, mi sta sorridendo. Ma che brava che sei, gli ha detto il presidente dei musei, che c'era anche lui. Ma che brava che sei, proprio vero, ti sta sorridendo. Ecco, questa sensibilità nell'ammirare le opere, perché bisogna fermarsi, guardare e chiedere cosa mi stai dicendo. Ecco, non andare al bookshop dopo star fermi un'ora e passi davanti alle meraviglie, non ti accorgi che il quadro ti dice fermati, guardami, che hai tanto da scoprire. Prego, professor Buso. Sì, è proprio così. Diciamo, e io lo cito sempre un po', se noi non avessimo nella nostra collettività, quindi nella nostra vita nel mondo, non avessimo per l'appunto l'arte, non sapremmo riconoscerci come esseri umani, come popoli, ognuno con le sue diciamo tradizioni, con le sue espressioni d'arte. D'altro canto basti anche pensare ai ragazzini che nell'antichità, e per antichità intendo proprio quella più antica,
non avevano niente, entravano nelle grotte, si riempivano la bocca di argilla colorata, in questo caso naturale ma di colore, e appoggiavano la mano sulla parete della grotta per spruzzarci poi l'argilla e rimaneva lo stampo. Ecco, quella era un'espressione d'arte, ma dire espressione d'arte è dire poco, cioè io ho lasciato un segno. Famosi graffiti, andiamo a vedere anche i quadri che ha mandato, vediamo queste foto, ecco qua, qui ad esempio cosa stiamo vedendo, professor Buso? Andiamo piano, uno alla volta per cortesia, perché sennò non ce la facciamo, prego. Direi se mi proiettano la Venere prima. La Venere, andate con la Venere. Ecco, questo è un quadro, una misura da camera, quindi 88 x 140 con la cornice coeva, che io ebbi l'opportunità e la grande fortuna di restaurare personalmente nel 2003. L'opera giaceva a Padova in una collezione privata, recava una perizia del professor Fiocco al tempo, che la dava e l'attribuiva a Palma il Vecchio. Quindi siamo nel Rinascimento, un po' tardo ma Rinascimento. Allora l'opera poi fu venduta da questo anziano signore che ce l'aveva da 50 o 60 anni, è stata venduta e mi è stata sottoposta per il restauro, ovviamente. Durante il restauro, ecco, questo è il quadro che durante il restauro ha permesso la scoperta della scrittura segreta. Questo per eccellenza è l'opera, si tratta di un Paris Bordone, quindi un nostro trevigiano che poi morì a Venezia, va bene, nel 1571, ma di Lovadina, quindi è nostrano. Non a caso nel quadro viene rappresentata sullo sfondo la vallata che va verso Belluno dal Piave, e la Venere giace in grande diagonale su un dirupo dove in fondo c'è la depressione e il fiume Piave che si intravede in alto appena sotto la montagna. Professore, faccio una parentesi ma mi viene spontanea. Le Veneri non erano anoressiche. Noi abbiamo le modelle anoressiche, ma le Veneri non erano anoressiche. Guardate la bellezza delle curve. Prego, professore, mi scusi ma mi è venuto spontaneo. Prego. Beh, è caratteristico questo. Comunque dicevo, ecco, questo quadro, dopo tante ore che io sono stato assieme per il restauro, ovviamente, che poi fu lodato anche a Venezia da Egidio Martini, per esempio, che lo ha seguito da vicino, tutto questo restauro. Ecco, questa ha permesso la scoperta delle scritte, delle firme celate. Allora, prima, essendo io un artista, in gioventù sentivo parlare i vecchi maestri che mi insegnavano che vi era questa abitudine di mettere delle sigle, delle cose nascoste magari sotto una pianta da parte degli artisti del passato, però ero giovanissimo, quindi, ed è qui invece che in età più matura, quando realizzai il restauro, mi accorsi di tutta questa scrittura ricciolata presente sullo sfondo della Venere, sulla pianta, sulle piante, sulle fronde delle piante, al punto che quando mi accorsi, era proprio nel finale, quando la Venere era stata recuperata, quindi pulita e restaurata, e alla fine la portai all'aperto, complice la luce ultravioletto naturale, mi ha mostrato sul cavalletto le scritte segrete. A quel punto chiamai il vecchio professore che mi abita poco lontano, uno dei due professori che ho avuto, maestri, grandi maestri, e quindi lui è venuto subito a vederla perché sta a Montebelluna. E si è accorto, dice: sì, hai ragione Luciano, è interamente scritta. La Venere oltretutto era firmata, a scoperta mia questa, al sopra il ricciolo che c'è appena sopra il piede, nel dirupo appena sopra il ricciolo sulla destra, era firmata ufficialmente, oggi semiabrasa, ma ancora in parte leggibile.
Di certo però la Venere è firmata ovunque segretamente, datata anche segretamente in Bella Vista, per esempio nel lenzuolo sotto la parte sotto il suo ventre. C'è un LV che sta poi, è LV sotto il ventre e so che all'epoca mi documentai e stabilì la data che poi fu confermata anche nelle scritte segrete, il 1545. Avete sentito cosa state imparando questa mattina, seduti tranquillamente a casa, e come foste entrati proprio in questa meraviglia, ad ammirare questo quadro bellissimo che il professor Buso ci ha portato. Però io vorrei vedere anche quello di prima, professore, che lei ci ha mandato. Vediamo se riescono a mandarlo. Ecco il secondo. Eccolo qua. Questo ad esempio, professore? Sì. Questo diciamo è una delle tappe di arrivo, forse tra le più alte, e non a caso ho voluto sottoporvelo in visione, perché è l'unico vetro ad oggi conosciuto, quindi dipinto su vetro, e si figuri la difficoltà che vi è a dipingere una simile scena con questi volumi, o si osservi la mano di San Giuseppe, la qualità nel vetro, quindi è una tecnica impossibile, non è come realizzare un ramas di fiori, che ne so, uno stelo di fiori, dei gigli o delle cose piatte. Qui diciamo l'artista si è superato e per l'appunto dicevo, questo è una delle tappe fondamentali, molto belle, tra l'altro anche entro la cornice coeva, proprio del Rinascimento anche la cornice, di questo vetro unico al mondo, ad oggi conosciuto, realizzato da Raffaello Sanzio nel 1513. Ecco. Dove si trova adesso? Dove si trova, chiede la professoressa Peruzza? È in una collezione privata, è inserito nel volume Raffaello, firme, date e figure celate nelle opere, edizioni grafiche antica, da me diciamo pubblicato e editato nel 2021, e di questo quadro è stato fatto l'articolo scientifico inviato a nota rivista scientifica internazionale, che ha divulgato diciamo nella storia dell'arte questa scoperta. Oggi, tra l'altro, tra le più visitate presso Accademia Edu a San Francisco, in America, in USA. Quindi, qui Raffaello si supera, ma non si supera solo per la difficoltà di realizzare una simile scena. Si supera perché, per esempio, ha messo l'unica firma che io sono riuscito a cogliere per esteso in forma inconfutabile nel ricciolo dei capelli di San Giuseppe vicino all'orecchio, S. Rafael. Proprio firmato ufficialmente, si può dire, tanto è bella la firma. È piccolissima perché si aggira intorno, non mi ricordo più perché sono passati a qualche anno, ma mi ricordo sarà attorno a un centimetro e mezzo, diciamo, che ha il ricciolo. E lì si firma S. Rafael con la scrittura del tempo originale. Ci tengo a dire una cosa, e questa è fondamentale sia per gli esperti ma anche per gli inesperti. Allora, nel vetro, la tecnica di esecuzione nel vetro non si può più correggere. La prima pennellata che è, diciamo, è all'opposto, esattamente all'opposto di quello che si fa su una tela. Quindi se io dipingo su una tela si chiama pittura in positivo. Man mano che proseguo, vengo avanti, correggo gli errori. Vediamo il quadro per cortesia, perché il professor Buso lo conosciamo, il quadro lo vediamo molto poco, prego. Dicevo, man mano in una tela correggo i lavori, se sbaglio posso cancellare e riprendere. Nel vetro questo non è possibile. Perché?
per il semplice fatto che la primissima pennellata che io appoggio al vetro, che poi va visto dal davanti, oltre a essere al negativo, diciamo, quindi la scena girata da un'altra parte, quella è la finitura dell'opera. Quindi non posso sbagliare assolutamente. Qua direi proprio che non ha sbagliato su niente, perché è una meraviglia. Ringrazio veramente il professor Buso per aver portato questo meraviglioso dipinto a farlo vedere. Pensate a casa cosa avete visto, un'opera meravigliosa. Io devo chiudere purtroppo, perciò ringrazio il professor Luciano Buso, studioso scientifico. La inviterò ancora, professor Buso, se lei avrà piacere di tornare, perché ogni volta che viene ci fa vedere delle meraviglie uniche grazie alla sua passione. Ecco, magari premiata tardi, ma sempre premiata, professor Buso. Grazie anche a Maria Elisa Peruzza, presidente Università delle Tre Età di Santa Lucia di Piave. Grazie di essere stata con noi. Ringrazio anche Raffaele Negro, presidente Associazione Volontari di Istrana. Sempre avanti, mi raccomando, presidente Negro, sempre a testa alta e sempre avanti. Perciò grazie, pubblicità. Di presentare altri due graditissimi ospiti, la professoressa Maria Elisa Peruzza voleva dire una cosa importante che non è riuscita a dire, perché è veramente importante. Prego, professoressa. Quest'anno Uni3 ha ottenuto l'accreditamento dall'Europa per quanto riguarda la partecipazione a un programma. Noi lo abbiamo fatto triennale, si tratta del programma Erasmus+. Questo programma va dal 2021 al 2027, noi lo attiveremo da quest'anno fino al 2027. E questo programma in che cosa consiste? Portare i nostri studenti a fare attività culturale all'estero per acquisire una conoscenza della dimensione europea, di essere cittadini non solo veneti, italiani, ma europei, e quindi ci consentirà di confrontarci con altre associazioni in Europa. Siamo la prima associazione che presenta un progetto nel Veneto e quindi invito anche altre associazioni a interessarsi, perché ci sono dei soldi che chissà perché vanno sempre a finire al sud e noi non veniamo a sapere niente. Allora mi sono detta, perché noi non dobbiamo fare qualcosa? Ho presentato un progetto, abbiamo istituito un gruppo di lavoro in Uni3 e abbiamo ottenuto l'accreditamento e adesso abbiamo chiesto una trentina di mobilità che verranno svolte dal giugno 2025 a agosto 2026. Di più, questa è una formazione che può consentire non solo agli studenti, ma anche allo staff delle associazioni e ai docenti di acquisire nuove modalità di metodi di insegnamento, come fa l'Università di Padova o le università nazionali. Questi programmi Erasmus sono finalizzati proprio a questo scopo, e sia nell'ambito dell'istruzione che dello sport che della formazione. Quindi vorrei che i centri di servizio del volontariato e la Regione Veneto fossero promotori di diffusione di queste notizie, perché io questa cosa l'ho saputa, pensate, in Sicilia, che partecipavano a dei progetti. Durante un viaggio di istruzione in Sicilia vengo a sapere che i colleghi erano partiti per un viaggio di istruzione in Europa, quindi possiamo aderire a questi programmi europei partecipando ai bandi Erasmus. Un'altra cosa, si è parlato dei problemi del terzo settore. E è un problema veramente, perché siamo ingabbiati in un sacco di adempimenti e la Regione ci chiede, mette a disposizione dei fondi, però per esempio Conegliano non ha un ufficio territoriale, quindi il centro di servizio per fare formazione noi dobbiamo andare a Treviso. Ci vorrebbe una filiale, un ente, un luogo
dove tutte le associazioni possono incontrarsi e confrontarsi. Magari in provincia, visto che abbiamo questi posti meravigliosi. Ma anche perché abbiamo tante associazioni attive nel territorio. Grazie alla professoressa Maria Elisa Peruzza. Allora saluto Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica. Grazie veramente Presidente. Saluto anche il Sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, di essere con noi. Grazie anche a lei Sindaco. Però partirei subito anche dal Presidente Potti. Come ha sentito da Peruzza, da Maria Elisa Peruzza, quante possibilità per aiutare questi giovani a inserirli nel mondo della cultura, dell'arte, comunicare. Ecco, questa parola comunicare, siamo divisi, siamo in tanti ma tutti divisi. Prego Presidente Potti. Buongiorno innanzitutto e ben ritrovata. Diciamo che dovremmo fare più squadra tra di noi, questo è un vecchio tema per il Veneto soprattutto, e questo pesa moltissimo sulle nostre possibilità. Ci sono delle opportunità veramente notevoli sia per le imprese sia per gli studenti e spesso non si incrocia la domanda con l'offerta. Ecco, direi che questo dovrebbe essere un impegno maggiore anche della politica a aiutare a fare squadra tra mondi diversi. Senta Presidente Potti, perché non iniziamo proprio con lei, visto che lei è un numero uno come Fondazione Comunica, lo dico perché è vero, di iniziare a fare proprio squadra, perché è quello che manca, non mancano le competenze, non mancano le persone e forse riusciremo anche a intrigare questi giovani se facciamo squadra, perché fino adesso non è che li abbiamo intrigati abbastanza. Chiedo anche al Sindaco Romano, Sindaco, anche lei veramente siete quelli che veramente nel territorio dove bussano più la porta, le persone che hanno bisogno, necessità, che sono le famiglie, perché non indirizzare? Diceva prima Negro che non ci sono volontari in nessuna parte, è vero, tutti diversamente giovani, ma è mai possibile che non riusciamo a fare squadra e intrigare i ragazzi? Perché poi se li prendiamo per mano e loro ci sono, il problema è andarli a prendere per mano. Ieri ho avuto il presidente dei dirigenti scolastici collegato con noi da Foggia e ha detto che ho ragione, bisogna cambiare anche il modo di fare scuola e soprattutto ha detto una cosa importante, ha detto ho chiesto al ministro Valditara di non guardare il titolo di studio ma guardare il merito, la competenza. Noi abbiamo bisogno di persone competenze, io direi dappertutto a questo punto. Sindaco, cosa dice? Sindaco Romano. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ah, benissimo, tanto buongiorno a tutti, la ringrazio per l'invito. Sono pienamente d'accordo con lei, su questo versante credo che dovremmo fare sicuramente squadra, anche perché questi nostri giovani devono essere impegnati anche nel posto scuola, perché altrimenti poi cosa succede? Magari vanno in giro per le piazze, vanno a creare quelle famose baby gang, quindi dobbiamo trovare tutte quelle occasioni che ci consentono di metterli nelle condizioni di partecipare ai vari bandi che ci sono. Io cito alcuni dati, però nel mio comune la scuola già partecipa ad un bando Erasmus e quindi sono felicissimo di questo, ma ciò non toglie che dovremmo fare sicuramente di più assieme per creare quelle condizioni perché questi giovani facciano squadra assieme a noi e non rimanga indietro nessuno. Concordo con lei e quindi con il commissario Valditara sul fatto che è importante ragionare non sul merito ma sulla qualità dei nostri ragazzi. Allora, Presidente Potti, io l'ho chiamata perché lunedì prossimo ci sarà un incontro importante in provincia perché è stato vinto questo bando della provincia per il Parco dello Storga, che lei conosce bene perché Comunica è anche al Parco dello Storga, anzi siamo vicini, confiniamo proprio, dove appunto ci fanno queste domande come intrigare le persone per venire al Parco dello Storga, perché devono venire al Parco dello Storga a vedere. Allora, io sono anni, Presidente Potti, che cerco di portare avanti un progetto importante, non che l'ho scoperto io, ma avendo le telecamere e la televisione ho la fortuna di conoscere queste persone e ho conosciuto questo ragazzo che è un uomo sposato che fa la coltivazione con l'acqua ponica, perciò c'è un risparmio di acqua, di energia incredibile su un prodotto genuino al massimo.
Allora io sto cercando di portare questo progetto al Parco dello Storga, ma bisogna unire le forze, Presidente, perché si vede che da sola non riesco a far capire bene cos'è questo progetto. Pensate cosa vuol dire venire a ammirare il Parco dello Storga e trovare questi prodotti che possiamo coltivare, portare al Banco Solidale, possiamo anche vendere per aiutare associazioni con questi meravigliosi ortaggi che veramente sono frutto dell'acqua e del pesce. Ecco, il pesce che alimenta l'acqua, la frutta e la verdura non sanno da pesce, ed è un progetto bellissimo. Io l'ho portato anche in Regione, tanti complimenti, tanti battimano, ma ragazzi, prima di arrivare, Presidente Potti, allora lei che è una potenza, possiamo arrivare a far questo al Parco dello Storga, visto che c'è questo progetto, questo che hanno vinto questo bando, ma non sanno neanche loro, si vede cosa fare, perché se ci chiedono come intrigare le persone per venire al Parco dello Storga, qualcosa non mi torna. Lei ne sa qualcosa? Prego, Presidente Potti. Ma allora, il tema è molto stimolante, si potrebbe fare un incontro per capire se possiamo dare una mano, però non è proprio il nostro ambito, anche se il digitale è trasversale a tutto ormai, quindi in qualche modo io, come si può dire, rispondo affermativo alla proposta. Bisogna incontrarsi con questa associazione, fare un ragionamento, vediamo se possiamo essere d'aiuto. Lunedì siamo convocati, ci siete anche voi, non col digitale ma con Comunica, che è al Parco dello Storga, Presidente, perciò c'è questo invito ufficiale, deve partecipare una sola persona di ogni associazione che c'è all'interno del parco, però volevo capire se c'è l'intenzione di unire le forze, perché bisogna unire le forze. Certo. Poi parleremo del digitale perché mi interessa molto, lei ha qualcosa da proporre molto importante, prego Presidente, ecco la strada del digitale, prego. Ma direi che il tema è talmente vasto che non so da dove partire, nel senso che in questi giorni abbiamo capito una volta di più che lo scontro mondiale tra le superpotenze che schiaccia l'Europa e l'Italia assieme all'Europa purtroppo passa molto attraverso il digitale, insomma la guerra in corso tra Stati Uniti e Cina lo testimonia, ma anche altre situazioni, la presenza di Musk e di tutto il discorso di Starlink, dei satelliti, il controllo della rete. Ecco, direi che è in corso un partitone, come si può dire, e noi siamo un po' al traino delle altre nazioni. Non vedo ancora una strategia chiara dell'Italia, ne abbiamo bisogno molto molto in fretta a livello locale e nazionale. Allora andiamo a vedere anche questo video di presentazione al Senato di DigitalMet. Andiamo a vedere. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti al Senato della Repubblica Italiana, benvenuti qui in sala Nassiriya per questa conferenza stampa. Alla presentazione del 12 presentazione Digital Meet 2024, la quinta, la sesta qui addirittura il Senato, quindi ormai sta diventando una tradizione. Tra l'altro dal 2020 al 2024 le imprese digitali sono cresciute più del 20%, questo significa grande attenzione verso questo mondo, questa grande innovazione che ci sta portando anche verso l'intelligenza artificiale. Abbiamo moltissime aziende che hanno bisogno di personale formato e non si trova. Sulle imprese digitali c'è un gap negativo sulla presenza delle donne, che dobbiamo investire sia sulle nostre imprese, come dicevo prima, chiaramente in un contesto di formazione all'interno delle nostre università. La generazione Y, i millennials, diciamo quelli quasi cinquantenni, un po' meno per la verità, e la generazione Z, quelli più giovani, in realtà se andiamo a vedere la composizione della compagine proprietaria, vediamo che in effetti chi prende il rischio di impresa all'interno delle imprese digitali è mediamente più giovane rispetto alle imprese non digitali. Il tema di quest'anno è rispondere alla domanda: cosa succederà al capitale umano con l'introduzione dell'intelligenza artificiale? La domanda che si fanno un po' tutti.
Noi siamo arrivati alla 12ª edizione di Digital Meet, quindi l'osservatorio è abbastanza largo. Siamo convinti che posti di lavoro se ne perderanno, si parla di 20 milioni in Europa, ma altrettanti, se non di più, se ne creeranno, vedi sul settore dell'AI, vedi sul settore della cyber security, quindi la nostra è una visione ottimistica come dopo ogni rivoluzione industriale. Io credo che un incontro come quello di oggi ponga ancora una volta al centro il tema dell'etica nell'innovazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto Papa Francesco magistralmente al G7 recentemente, ribadendo quanto sia fondamentale l'approccio antropocentrico, cioè il fatto che la responsabilità di un'informazione, di una notizia, della certificazione della fonte debba essere umana. Ci vuole esperienza, ci vuole la qualità dei professionisti dell'informazione e dei giornalisti perché la cittadinanza possa essere veramente informata. I rischi sono molti, quelli della disinformazione, ma noi crediamo che con un approccio etico come quello che peraltro è al centro della visione italiana e del governo italiano sia fondamentale. In Senato abbiamo presentato il Digital Meet questa mattina, oggi pomeriggio parliamo del rapporto tra etica e intelligenza artificiale. Qual è il ruolo delle università nel promuovere il digitale e l'innovazione? È un ruolo fondamentale perché in questo modo creiamo una cultura non superficiale ma profonda, una conoscenza che può essere utilizzata al meglio e quindi per poter anche capire quali possono essere i rischi nell'uso scorretto della tecnologia digitale in generale. Qui parliamo poi di intelligenza artificiale e questo è uno dei temi più attuali in questo momento, quindi è fondamentale che le persone seguano studi universitari e perché no quelli digitali, visto che il futuro sarà sempre più digitale. Grazie a tutti, buona serata e grazie per questa giornata qui da noi al Senato. Però io continuo a vedere sempre diversamente giovani, non c'è niente da fare, vorrei capire i giovani dove sono, anche perché loro questi strumenti, questo digitale lo sanno adoperare anche molto bene. Sentiamo un commento dal sindaco Giuseppe Romano sul servizio che abbiamo visto, poi andiamo dal presidente Gianni Potti. Sindaco, cosa dice? Credo sia un'ottima idea e un ottimo spunto. Noto però che anche in questo contesto si emerge un dato fondamentale, che è un po' quello che dice lei, Mirella, cioè i giovani dove sono, perché poi non riusciamo a trovare il personale, cioè non riusciamo poi a trovare, e non è solo una questione di Digital Met, ma è una questione più generale, più ampia. Le nostre imprese, il nostro territorio, i nostri servizi hanno difficoltà a trovare il personale capace e in grado di fare questi tipi di interventi. Quindi qui c'è un problema di fondo che poi si collega in modo molto diretto alla famosa decrescita oppure il non aumento demografico che stiamo vivendo in questi giorni in tutta Italia, in modo particolare anche qui nel nord-est, in Veneto. Sentiamo il presidente Gianni Potti come risponde al sindaco Giuseppe Romano. Prego, presidente Potti. Ma io concordo con quello che state dicendo, però io frequentando direi coworking, spazi di innovazione, io vedo che se ne dica, per uscire dai luoghi comuni, molto interesse verso il digitale e veramente una generazione che va al di là delle baby gang, perché queste fanno notizia sul giornale del giorno dopo, sulla televisione, ma credo che viceversa la stragrande maggioranza dei ragazzi sono assolutamente bravissimi. Vi cito un caso, noi siamo anche partner del ITS Mario Volpato, che è l'unica scuola digitale riconosciuta dalla Regione Veneto. Cosa formano? Esattamente quello che ha detto il sindaco, vale a dire lì escono quelli che io chiamo i mediani dell'ICT, non sono quello che fa gol, ma quello che sta al centro del campo e porta avanti il lavoro nell'azienda. Ecco, figure di questo tipo sono fondamentali nelle nostre imprese. Ma qual è il problema? Che siamo partiti tardi a formarle, quindi dall'università alle scuole superiori. La Germania, ad esempio, questi ITS ne ha uno ovunque nel paese e noi siamo indietro. Quindi abbiamo un ritardo di scelte
che ci costringe a stare ma il mercato c'è, i giovani ci sono e sta cambiando il vento anche sul tema delicato a cui tengo molto delle donne rispetto alle cosiddette materie STEM, vale a dire le materie diciamo scientifiche. C'è un'inversione di rotta in questi ultimi 2 anni, 1 anno e mezzo, però ora che queste ragazze si laureano ci vogliono almeno 3 se non 5 anni, ma sta veramente ripartendo un grande apporto delle donne che mancavano completamente in questo settore dell'informatica, chiamiamola così. Per avere anche la figura femminile però bisogna investire anche nella famiglia. Ma sono anche più bravi di noi, se posso dire. Sì, infatti io ho delle eccellenze anche nella sanità, che anche nelle sale operatorie dicono le cose che dice lei, Presidente Poti, che le donne sono molto brave, sanno organizzarsi anche meglio. Il problema è che facciamo fatica a salire la scala, non c'è niente da fare. Basta vedere anche questa figura femminile, prima si parlava con Suor Albarosa che cura le cause dei santi, e anche lei diceva di queste figure che anche durante la guerra queste suore che hanno rischiato la vita sono morte per aiutare la popolazione oppressa, però non se ne sa mai niente. La figura femminile fa molta fatica anche nel 2025 e soprattutto oltre alla figura femminile io parlerei di persone competenti. Noi abbiamo bisogno di persone competenti, Presidente Poti. Non è possibile che in Australia o in Canada i diversamente giovani sappiano adoperare l'iPad, tutti questi nuovi strumenti tecnologici, e qui non riescono ad operare neanche il telefonino, la maggior parte, o la carta di credito al banco. Ma perché funziona così? Perché non gliel'hanno insegnato, e come ha detto lei non è che lo impari dalla sera alla mattina. Ecco, io ho avuto un cardiochirurgo che per fare lo SPID ha detto sono diventato matto, non riuscivo a fare lo SPID, e parliamo con un cardiochirurgo, non l'ultimo della classe. Allora Sindaco, anche lei non è il caso anche di aumentare in più le risorse, invece di parlare sempre di armi e di guerra, anche sul digitale, perché parliamo di spazio, di satelliti, ma qui andiamo ancora con la banda larga e abbiamo visto come funziona. Io mi collego con l'Africa e mi collego col Montello e non ho la connessione, perché la verità è quello che succede. Ecco, prego Sindaco, anche voi dovete accelerare, dovete essere più rock come sindaci e meno lenti, perché avete l'esercito dalla vostra parte, che sono i cittadini che vi votano. Prego. Esatto, alfabetizzare i cittadini. Bravo. Sentiamo cosa dice il Sindaco. Ha perfettamente ragione che abbiamo l'esercito, nel senso che noi rappresentiamo sicuramente in prima persona tutti i cittadini del nostro territorio. Però è inevitabile ed innegabile alcune cose che sono costretto a ripetere, cioè siamo partiti in ritardo, questo sì è vero, dobbiamo rincorrere, dobbiamo mettere in campo tutte quelle soluzioni, tutte quelle situazioni che ci fanno recuperare tutta una serie di cose, e concordo anche con lei sul fatto di recuperare e di poter gestire meglio il lavoro delle donne. Sono estremamente importanti, io condivido con lei che su questo forse ci siamo un po' persi nel passato. Ciò non toglie che dovremmo rincorrere questa cosa ed implementare questa cosa e lavorare tutti assieme perché questo non succeda. Poi è vero che i giovani, come dice il Presidente, sono veramente bravi, su questo non c'è nulla da dire, però sono bravissimi. Peccato è che pochi fanno rumore e molti non fanno. Ma non lo stesso è, rumore. Sindaco, che offriamo molto a questi ragazzi, quello che offriamo è tutto a pagamento. Allora capisce bene che non è così semplice anche per loro. Presidente Poti, cosa si potrebbe fare per unire le forze anche con i sindaci, che sono quelli che hanno la patata bollente in mano e sono quelli che hanno la coperta più corta, proprio per avere anche degli importanti investimenti su quella che è la loro comunità? Prego. Ma veramente molte cose, se il Sindaco, che mi sembra molto in sintonia su questi argomenti, noi facciamo in tantissimi comuni una alfabetizzazione digitale per gli over 60-65, tanto per fare un esempio, per non farli sentire esclusi dal sistema sociale. Questo è un aspetto. In altri ambiti lo facciamo nel mondo dello sport, nel mondo della cultura. Ognuno di questi mondi ha da raccontare qualcosa, ma le cose più semplici, che so,
come utilizzare al meglio questa cosa che abbiamo tutti in tasca e non sappiamo sfruttare esattamente i nostri smartphone, e ci sono tantissime opportunità, possiamo usarli persino per seguire la nostra salute, per fare l'iscrizione, l'accesso all'INPS, ai dati fiscali, insomma un'infinità di opportunità. Ecco, noi andiamo paese per paese a fare esattamente questo lavoro. Lunedì eravamo coinvolti nel lancio della piattaforma nuova della Regione Veneto, voluta dall'assessore Marcato, dalla rettrice di Ca' Foscari Lipiello e altri grossi esperti. Quindi il Veneto ha molto da dare sotto questo aspetto. Se le amministrazioni comunali, è un po' come gli imprenditori, capiscono, in particolare bisogna che sia il sindaco a guidare queste cose, non con tutto rispetto il tecnico, il funzionario, ma io credo molto che sia o l'imprenditore o il sindaco che devono, condurre questa partita per dare un servizio ai cittadini. Tipo, esempio, il coding, quasi nessuno sa cos'è, ma un rudimento di coding, che è il sistema di scrittura dell'informatica, è come quando negli anni 60, io lo ripeto sempre a costo di essere noioso, Alberto Manzi insegnava l'italiano alla lavagna agli italiani, ed è stata un'operazione televisiva importantissima. Come negli anni 90 è toccato all'inglese, perché le nostre aziende avevano bisogno di andare all'estero. Ecco, oggi è l'ora di raccontare, non di far diventare tutti programmatori, perché mi viene da ridere, ma qualche rudimento di questo che è il linguaggio di questo secolo, credo che sarebbe un salto di qualità notevole. Sindaco Il tutto Romano, spiegato lei... con parole semplici. Prego. Prego, Sindaco. Guardi, colgo al balzo questa opportunità che ancora una volta Mirella ci dà e mi dà nel contattare tra un po' di giorni il presidente della Fondazione Comunicare. Sa perché? Perché concordo con lui, ma non perché i sindaci debbono essere degli imprenditori, io tra parentesi lo sono di mio, ma al di là di questo è che purtroppo abbiamo sempre meno possibilità e persone che lavorano per noi, quindi prenderemo in mano questa cosa. Lo contatterò perché in Comune di Villago abbiamo diverse associazioni, una di quasi 1000 soci, che secondo me è interessata moltissimo ad effettuare e fare quella programmazione e quegli incontri formativi che il Presidente mi propone. Quindi poi lo contatterò nei prossimi giorni, mi metterò d'accordo, quindi farò da tramite per essere pure presente io a capire questa cosa, perché è di fondamentale importanza che non solo i nostri giovani, ma anche i nostri, chiamiamoli diversamente giovani, possono partecipare, perché è un modo di evolvere, di rimanere attivi, di rimanere sul pezzo e di creare quelle condizioni perché poi siamo sempre più autosufficienti nel mondo successivo. Allora andiamo a vedere anche queste immagini di questa centenaria proprio a Vedelago, perché mi viene da sorridere sentendo quello che diceva il sindaco Romano, ma anche il presidente Gianni Potti, su quello che sarà la digitalizzazione su questa popolazione che sta diventando sempre più diversamente giovane, visto che la natalità si farà sentire. Perciò bisogna, sindaci, che iniziate, lo dico anche a lei sindaco, perché io ho avuto questa diversamente giovane di 90 anni che è arrivata qui a Sveglia Veneti, perché lei dice: io sono viva, io voglio imparare, io sono curiosa. Capisce, sindaco, che non sono più tutti con l'Alzheimer o che hanno dei problemi, ci sono anche persone che sono ancora vive e noi dobbiamo veramente aiutarle, perché siamo diventati così bravi, grandi e belli, a merito di queste persone che hanno sofferto la miseria, non la fame. Prego, sindaco, eccola qua. Ah no, guardi, io ricordo benissimo questa cosa, sono pienamente d'accordo con lei. Ricordo anche un piccolissimo particolare che forse ci dimentichiamo, che se oggi il nord-est, il Veneto in modo particolare, è quello che è, quindi non più terra di emigrazione ma terra di immigrazione, lo dobbiamo a queste persone. Ecco perché dico
che su questo versante, su questo percorso noi ci dobbiamo investire moltissimo. Sa perché? Perché è vero, bisogna investire su queste persone, perché poi queste persone rimangono attive, sono attive, rimangono sempre più attive, nel rimanere attive rimangono con noi e ci lasciano quegli insegnamenti e ci danno quegli insegnamenti che poi ci servono per capire dove andare nel futuro. Quindi mi trovo perfettamente d'accordo su questa cosa e guardi, farò di tutto perché ci sia questo incontro a strettissimo giro tra questa associazione di Vedelago e il presidente di Fondazione Poi le girerò i numeri, se naturalmente il presidente Poti me lo permette, girerò il cellulare e la mail del presidente. Allora Poti, cosa dice al sindaco e come vede il futuro? C'è questa attenzione, bisogna investire, non c'è niente da fare, queste sono le cose da investire, prego. Ma tutto quello che avete detto, il pensiero che mi viene è che dobbiamo investire sul nostro futuro. Se sappiamo investire sul futuro, unendo le culture diverse, le generazioni diverse, quindi in questo caso credo che chi è più svantaggiato sono quelli che non sono come noi nativi digitali, perché non lo siamo, però uno sforzo della parte pubblica, e quindi è apprezzabilissimo quello che diceva il sindaco, credo sia fondamentale nel nostro futuro. Quindi senza tanti giri di parole bisogna andare al punto e tirarsi sulle maniche per trasferire questo nuovo linguaggio, per non escludere pezzi di società dalla discussione, da capire cosa sta accadendo. È un fatto di cultura, prima ancora che tecnologico, è un fatto di cultura. Allora vediamo anche queste immagini di questo incontro Digital Met che lo commentiamo appunto col suo presidente. Ecco, vediamo le immagini. Qui dove siamo, presidente? Sto guardando, allora questa è l'edizione, l'ultima edizione quest'anno sarà dal 20 al 25 di ottobre, quindi stiamo già iniziando ad organizzarci. Questo è un evento che si è tenuto al MUSME, il Museo della Medicina. Tra l'altro c'è al tavolo, credo, il professor Gerosa, che è famoso. Io ho avuto ospite poco tempo fa, che lo saluto anche. C'è anche il presidente degli ingegneri, c'è un altro chirurgo di neurologia, diversi esperti del settore, sempre sull'intelligenza artificiale applicata alla salute. Credo che sulla salute avremo delle piacevoli sorprese a breve grazie alla ricerca, questo credo permetta la famosa parola la longevità. Ecco. Sa cosa mi ha detto il professor Gerosa, presidente Poti? Alla mia domanda si parlava di intelligenza artificiale. Alla fine io ho chiesto al professor Gerosa e ho fatto la mia riflessione. Professore, ma alla fine c'è sempre la mano dell'uomo. Tanta intelligenza artificiale, ma è sempre l'uomo. E lui mi ha risposto, ma lei ha letto il mio ultimo trattato? No, perché infatti io ho detto proprio questo. Alla fine c'è sempre l'uomo, non c'è niente da fare. Prego, Presidente. Sì, lo diceva Gino Gerosa, lo diceva lo stesso giorno il professor Chieffi, che è appunto il primario di neurologia, che sicuramente la macchina, la tecnologia usano per fare interventi questa macchina che si chiama Da Vinci, l'ho imparato anch'io, salvano vite continuamente, però alla fine la mano umana, in questo caso anche del chirurgo, cambia le cose, ma questo in tutti i settori, vale persino nella catena di montaggio, vale nel commercio. Ormai direi che il digitale è talmente pervasivo, con anche tutte le macchie nere che non abbiamo citato stamattina, però il tema dell'etica, il tema della privacy sono due problemi molto seri, il tema delle truffe idem, quindi c'è anche un dark web, non dimentichiamoci. Vede, abbiamo la tecnologia, abbiamo fatto passi da gigante, veramente scienza, ricerca e tecnologia, ma mancano le competenze, non c'è niente da fare e bisogna investire in questo, ecco, questo è il problema. Bisogna che qualcuno capisca che deve investire sulle competenze. Allora vediamo come ci saluta il sindaco Romano. Prego, sindaco. Allora io vi saluto ringraziandovi ancora una volta di questa opportunità. Io questa mattina ho capito ancora di più la necessità di
fare, come dice lei, dottoressa, investire da una parte i giovani, dall'altra parte, mi permetta il termine, visto che ci sono anch'io in questa categoria, in quelli un po' meno giovani, perché credo sia fondamentale. Credo sia fondamentale lavorare molto assieme e credo sia fondamentale questo preoccuparci di dare soluzioni, preoccuparci di investire. Non dobbiamo mai dimenticarci che dobbiamo investire. Su questo versante, io parlo evidentemente per la mia di amministrazione, siamo sicuramente sul pezzo per continuare ad investire, perché il futuro è nell'investimento e nella conoscenza. Viceversa non ne usciremo mai. Grazie al sindaco Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago. Presidente Potti, un veloce saluto? Ma mi ritrovo nelle parole del sindaco e anche nelle sue, devo dire, non per fare l'ecumenico, però chiuderei con una battuta. Se ci mettiamo sul bordo del mare, io lo ripeto sempre, noi dobbiamo cercare di non farci travolgere dall'onda, ma cercare di surfare l'onda. Cosa vuol dire? Grazie Presidente, devo chiudere. Grazie a Gianni Potti, Presidente Fondazione Comunica. Grazie. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Polpettone napoletano al forno. Per poter sfamare i propri figli, una donna della vicaria andò in cerca nella zona di rimasugli di salumeria e macelleria. Con tanto pane secco e con un po' di carne, costruì un grosso polpettone. Ingredienti per 4 persone: 200 grammi di carne di vitello macinata, 80 grammi di prosciutto cotto, 2 etti di fior di latte o mozzarella, 200 grammi di carne di maiale macinata, 100 grammi di pane raffermo bagnato e strizzato, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di prezzemolo, 50 grammi di uva passita, un cucchiaio di pinoli, farina quanto basta, 3 uova e una chiara d'uovo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tritate l'aglio, il prezzemolo, metà dei pinoli, metà dell'uva passita e ponete il trito insieme al pane ammollato in una zuppiera. Tagliate a listarelle il prosciutto cotto e il fior di latte. In una zuppiera impastate a lungo il pane con le carni macinate, il trito di aromi, le 2 uova, il parmigiano, il sale e il pepe. Quando l'impasto è perfettamente omogeneo, allargatelo su un piano e ponete al centro, nel senso della lunghezza, le listarelle di fior di latte o mozzarella e di prosciutto cotto, i pinoli e l'uva sultanina interi. Richiudete la carne in modo che il ripieno non fuoriesca in nessun modo. Formate un grosso involto. Passate velocemente il polpettone nella farina. Montate a neve la chiara dell'altro uovo con una forchetta o con una frusta e cospargetela con un pennello intorno al polpettone. Servirà a formare una crosticina in modo che il sugo e il sapore rimangano all'interno. Cospargete di olio una teglia da forno.
Mettete il polpettone così preparato nella teglia con olio e fate cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti, fino a cottura completa. Servite il polpettone caldo con la mozzarella filante al momento del taglio, ma sarà buono anche freddo. E buon appetito!